Va ora in onda la rassegna stampa. Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Sono le 8:45. Pare che oggi sia giovedì 10 ottobre e sicuramente è un giorno irripetibile nella storia dell'umanità, perché non capiterà mai più il 10 di ottobre del 2024. Siatene consapevoli, anche se è del tutto inutile. Intanto, come sempre, radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radio Libertà per sapere cosa diavolo andrà in onda in questa bellissima radio, di cui parla mirabilmente il nostro Antonino Danna su Italia Oggi stamattina. Leggeremo un bellissimo articolo dedicato alla radio attraverso questa radio, dalle colonne, pagina 2 dei commenti di Italia Oggi. Intanto però andiamo con calma, con ordine, con una certa, come dire, con un certo rispetto delle cose che non ho in questo momento. Eccolo qua, andiamo a vedere la prima pagina dell'agenzia ANSA. Facciamola corta, l'uragano Milton tocca terra in Florida e scende a categoria 2, oltre 2 milioni di persone senza elettricità. Agli italiani piace molto sapere cosa sta accadendo in Florida. Piace molto perché ne parlano tutti, il GR1, l'ANSA e questa qua e quella là. Secondo titolo, attacco israeliano al campo profughi Jabalia a Gaza. Gli Stati Uniti dicono che Sinwar, leader di Hamas, è vivo. Terzo titolo per la manovra di finanza pubblica italiana, quella che era la finanziaria. È scontro tra Meloni e Schlein, nessun aumento delle tasse, dice il premier Meloni, la replica mente al paese. E la polemica sale di livello, mettetevi pure a ridere. Dall'IMU all'imposta di registro, tutte le tasse sulla casa, le rendite catastali, anche qui c'è un'altra bufala in circolazione che riguarda gli aumenti dell'IMU, il catasto e tutto il resto. Se tu fai un lavoro su casa devi comunicare le variazioni catastali, punto, finita lì. Era dal 1939 che funziona così, lo imputano adesso al ministro Giorgetti, cose da piangere, mentre sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA pilota muore in volo, atterraggio d'emergenza a New York, aereo della Turkish Line. Ancora in home page cosa c'è di interessante sull'ANSA? Il ministro Crosetto che ha precisato nessun gelo con Giorgia Meloni, ci sentiamo più volte al giorno. E poi un ginnasta molto incazzato a Milano perché è uscito per far passeggiare il cane e un criminale lo ha assalito per prendergli il cellulare, però essendo un ginnasta e bello forzuto l'ha riempito di mazzate, di pugni in faccia. Se capitava uno meno ginnastico sarebbe finita male. A Milano, a orario normale, dopo cena, a portare fuori il cane, arriva un bastardo, un criminale, e ti riempie di pugni per portarti via il cellulare, così per strada tranquillamente. E il ginnasta è molto molto incazzato, come vedremo dopo, giustamente tra l'altro, ovviamente. E sempre dalla home page dell'ANSA, cronaca, stupratore seriale a Roma. Il signor Simone Borgese va in carcere, la Cassazione ha respinto l'istanza dei difensori dopo il riesame. Per il dorso di politica interna, muro contro muro in vigilanza, è stallo sulla presidenza Rai. La maggioranza diserta la bicamerale, protesta l'opposizione.
le mosse dei partiti, si chiamano ancora così, quelle specie di clan che occupano la scena pubblica. Mentre lasciamo l'agenzia ANSA e andiamo a vedere adesso le prime pagine dei giornali di oggi, ci arriviamo con calma, eccoli qui, i quotidiani nazionali. Partiamo come sempre da Avvenire. Spacca Europa è il titolo d'apertura del quotidiano di ispirazione cattolica. Orban a Strasburgo critica le scelte politiche, ignora l'Ucraina perché abbiamo già perso, dice lui. Concorda anche Marco Travaglio, come vedremo in prima pagina sul Fatto Quotidiano. Duello con von der Leyen, che dice questo qui appoggia l'invasore. Zelensky oggi da Meloni, poi dal Papa, il consueto giro delle 7 chiese, il caso di dirlo, lo scontro all'Europarlamento sull'intervento del premier ungherese. L'altro titolo ha a che fare con le tasse, tante ipotesi, troppe polemiche, la manovra, la finanziaria, qui siamo sulla scena politica interna italica, la revisione al ribasso del PIL dettata dal riconteggio Istat ha reso ancora più stretto il sentiero della manovra, ma ciò nonostante non chiederemo nuovi sacrifici agli italiani. Questo governo non intende alzare le tasse, lo ha detto cioè il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, scendendo personalmente in campo per fare chiarezza dopo l'annunciato riallineamento delle accise, gasolio, benzina, eccetera, e l'ipotesi di revisione valori catastali per chi ha usufruito dei bonus edilizi. Non è un'ipotesi, lo prevede la legge dal 1939. C'era ancora lui, c'era ancora il capoccione pelato quando c'erano queste previsioni, comunque ancora in vigore. Dunque l'ipotesi è stata evocata l'altro ieri dal ministro Giorgetti, nel giorno in cui il Parlamento ha dato l'ok al piano strutturale di bilancio, PSB, da inviare all'Europa. Ieri la Premier è tornata sui social per rassicurare direttamente gli italiani. Leggo dichiarazioni fantasiose secondo cui il governo vorrebbe aumentare le tasse. È falso, dice il Premier. Questo lo facevano i governi di sinistra. Noi le tasse le abbassiamo. Ite in pace, missa est. Lasciamo con questo la prima pagina del quotidiano Avvenire, andiamo a vedere il Corriere della Sera. Titolo principale: case e tasse, sale la tensione. Ma poi ce n'è una interessante. Il comandante dell'Arma dei Carabinieri, alla guida dei Carabinieri da metà gennaio del 2021, Teo Luzzi, lascia a novembre e dice che gli stranieri nati in Italia sono italiani. Occorre una legge di cittadinanza per gli stranieri nati in Italia, dice il comandante dei Carabinieri, che si pronuncia su ciò che deve fare il governo e su ciò che deve fare il Parlamento, come in Sud America, dove quelli che hanno la divisa dicono la loro e spesso prendono il potere. Si ride naturalmente perché in Italia tutto è ridicolo, compreso il comandante dei Carabinieri che dice la sua. La legge del 92 è obsoleta e se lo dice lui. Sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, il professore emerito di tutto Sabino Cassese sui governi, le scelte comuni, la continuità, la 19ª legislatura repubblicana che si è aperta il 13 ottobre del 22, il 68esimo governo dalla proclamazione della Repubblica, il primo governo a guida Fratelli d'Italia presieduto da una donna. Si è aperta dunque una fase nuova della storia del secondo dopoguerra, la prende larga il professor Sabino Cassese. E quali sono gli elementi di novità e quelli di continuità emersi in questo biennio? 2 anni fa si registrarono un crollo dei votanti e uno spostamento a destra dell'elettorato. Nonostante questi segni di cesura, la società italiana appare oggi pacifica, forse apatica, cioè in questo paese non gliene fotte niente a nessuno. Secondo l'Ocse vi è un suo distacco dalle istituzioni maggiore che in altri paesi europei e ne è un segno il modesto numero di iscritti ai partiti. Sono iscritti ai partiti meno del 2% della popolazione. Beh, questo è un buon segno, vuol dire che il paese è poco mafioso. L'economia va meglio del previsto. Occupati, esportazioni, produttività crescono anche in misura più accentuata rispetto agli altri grandi paesi europei. Pesa l'alto debito pubblico, che però svolge un non inutile ruolo di freno, costringendo il governo a una politica prudente, non tanto per il timore dei richiami di Bruxelles, ma per evitare il giudizio del controllore più inflessibile, il mercato. Nelle istituzioni si nota un attivismo normativo con spostamento della funzione legislativa dal Parlamento al governo, che produce quasi un decreto legge a settimana. Purtroppo tutti scritti. Malissimo, scrive il professor Sabino Cassese in prima pagina sul Corriere della Sera. Sono state emanate 144 leggi, 3/4 dal governo,
70 decreti legge, 73 decreti legislativi. Questo protagonismo legislativo del governo, che è il comitato direttivo della maggioranza parlamentare, più che prova di forza è sintomo di debolezza, specie ora che i parlamentari sono pochi, il numero è stato ridotto. Nella compagine governativa, risolto con le dimissioni il caso del ministro della cultura, resta il problema che ne era all'origine, cioè la debolezza degli staff ministeriali, scelti spesso sulla base dell'appartenenza, della fedeltà, invece che secondo il criterio della competenza. Ma del resto è tutto così ormai, sto mondo qua, no? Nel giornalismo, nella politica, si sceglie sulla base della fedeltà, dell'appartenenza, del cognome, della vicinanza invece che della competenza. Personale politico che si è sentito per lungo tempo escluso ha curato poco la scelta di collaboratori affidabili, severi, autorevoli, capaci non solo di consigliare, ma anche di sconsigliare gli uomini di governo. Questa carenza, che la Presidente Meloni non ha mancato di far notare ai suoi stessi colleghi, si è riflessa anche sulle strutture ministeriali. Si è passati dal sistema delle spoglie al patronato politico. Non ci si è accontentati dei rinnovi alla scadenza, si è proceduto a riorganizzare molte strutture per far scadere i titolari di uffici e sostituirli, per non parlare delle nomine in enti agricoli e nelle troppe società della galassia pubblica, dove è stato calcolato che occorre rinnovare 17.000 amministratori. Insomma, nel governo non pare essere entrata la consapevolezza che solo un'amministrazione imparziale, scelta secondo il merito, non dipendente dal giudizio politico, costituisce fattore di successo delle politiche governative. Quando un prefetto e un ambasciatore, che dovrebbero essere le colonne dello Stato, si mostrano sul palco di una convenzione di partito e vi fanno i loro discorsi, c'è ancora lo Stato? Questa appropriazione del potere pubblico contrasta col programma enunciato da Meloni nel 23, quello di offrire, diceva lei, un altro modello, una meritocrazia che non dipende da schieramenti e amicizie. La Presidente del Consiglio ha saggiamente dedicato particolare attenzione alla politica estera, ciò le ha consentito di rompere l'isolamento del governo in Italia attraverso la legittimazione all'estero. Secondo elemento, il realismo. Aveva scritto nel 21 che il primo tratto dell'essere di destra è il realismo. Atlantismo, europeismo, allineamento alle posizioni dei governi europei, rispetto alle due guerre in corso e rispetto dei trattati, delle convenzioni, degli accordi internazionali, del G7. Il terzo elemento della sua azione, la ricerca di un rapporto con gli interessi organizzati, in assenza del filtro dei partiti che sono ormai gusci vuoti. Supplisce con questi comportamenti all'assenza di una delle più antiche virtù dei protagonisti politici. La gravitas, scrive Sabino Cassese, con ciò perdendo miliardi di lettori. Questo ritratto di un biennio e dei suoi nuovi attori non sarebbe completo, conclude il presidente emerito della Corte Costituzionale, illustre costituzionalista e amministrativista Sabino Cassese, questo ritratto non sarebbe completo se non aggiungessi che il tradizionale distacco tra politica spettacolo e politica gestione si è andato accentuando per la scomparsa dei partiti. Quel che avviene sulla scena non sempre corrisponde al dietro le quinte, sia per il contributo che a questo danno le molteplici opposizioni ciarliere e inconcludenti, sia per il continuo confliggere e convergere all'interno del governo. A sinistra, così, il nominalismo, per esempio la continua richiesta di dichiarazioni di antifascismo, offusca e occulta l'incapacità di individuare i punti deboli della maggioranza, mentre a destra la ricerca continua di distinguersi impedisce al governo di allargare la sua ristretta base di consenso. I suoi elettori sono poco di più di un quarto degli aventi diritto al voto. Ritorno alla domanda dell'inizio. Con le elezioni 22 è iniziato un capitolo nuovo della storia dell'Italia repubblicana? La mia risposta è no. Prevalgono gli elementi di continuità, sia quelli che vanno apprezzati, in politica estera per esempio, sia quelli che vanno criticati nella gestione delle istituzioni. Così parlò e statuì, è il caso di dire, Sabino Cassese, che però, insomma, l'italiano lo padroneggia a differenza di molti altri. A occhio e croce. Cosa c'è da dire ancora in prima pagina sul Corriere della Sera?
poco e niente, quindi andiamo alla NATO che chiede più armi e più soldati per la difesa dei confini. La NATO chiede ai Paesi membri di portare a 131 entro il 2031 le attuali 82 brigate pronte a combattere, ora considerate insufficienti. Un aumento di 49 unità da 5.000 soldati ciascuna per un totale di almeno 150.000 soldati in più. Più armi e più soldati, il dossier segreto della NATO, le richieste ai Paesi che aderiscono all'Alleanza Atlantica. Il Fatto Quotidiano lo vediamo subito, apre con la ministra Santanchè, inguaiata dall'Inps e dalla sua società Visibilia, è imputata di truffa, la sua ex azienda patteggia la pena, finta cassa Covid, la società non più amministrata dalla ministra vuole uscire rimborsando i danni e l'Inps sarà parte civile contro di lei. Meloni in mezzo alle liti a destra, 2 bombe nella maggioranza, il ministro Musumeci attacca l'autonomia regionale, Forza Italia e Lega contro Fratelli d'Italia sulla nomina del giudice della Corte Costituzionale. Dopodiché abbiamo una cosetta simpatica, la buvette parlamentare extra large, gli onorevoli Mangioni hanno già 15 cuochi e adesso arruolano perfino 2 chef. Ma che scandalo, signora mia. A pagina 15 viene raccontato il tutto da Ilaria Proietti. A Montecitorio non bastano 15 cuochi alla Camera. La Camera assume anche 2 executive chef. Pianificheranno i menù, gestiranno la dispensa, controlleranno la qualità del cibo di lor signori deputati. Hai capito, questi qui che magnano e magnano? È tutto un magna magna. Mentre sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, mediò fra San Giuliano e la dottoressa Boccia, Melania Rizzoli, medico, vicepresidente già della regione, assessore in regione Lombardia, amica di Vittorio Feltri e anche firma del giornale, Melania Rizzoli è stata 3 ore in procura a fare testimonianza, a dire la sua, sulla questione Genni barra Boccia, cioè il ministro San Giuliano e l'imprenditrice pompeiana. Mentre l'AISI, Servizi Segreti Interni, stoppa un contratto da 10 milioni per l'amico di Crosetto, scrive il Fatto. Il gruppo guidato da Saladino, suo padrone di casa. L'ipotesi che abbiano influito un accertamento fiscale o i rapporti col ministro a cui affitta l'appartamento. Dice l'imprenditore, siamo un gruppo serio, con la difesa non lavoriamo. Saladino è un cognome che ci ricorda qualcosa, a dire il vero. Carmine però in questo caso e non Saladino, il protagonista di Compagnia delle Opere e delle inchieste di De Magistris. Se un'altra roba la vediamo dopo. Intanto in taglio alto la frase sopra la testata: dopo la finta stangata chi ha usato i bonus casa, Giorgetti cerca di nuovo soldi su banche e assicurazioni. Intanto l'unica tassa sicura è contro il cinema, capirai. Bella Miao è invece il titolo. Noi abbiamo i gatti prima della diretta della mattina perché non c'è più trippa per gatti, ovviamente. Bella Miao è il titolo del editoriale di Marco Travaglio. Quando ho letto che al Parlamento, per non rispondere alle parole di Orban sull'Ucraina, parte delle opposizioni ha intonato Bella ciao, l'avrete visto in TV, mi sono sentito edificato. Che bello, tornano i partigiani, che peraltro non hanno mai cantato Bella ciao. Quelli che speravano di aver combattuto l'ultimo conflitto in Europa e contribuirono a scrivere l'articolo 11 della Costituzione. Poi ho letto le parole di Orban che hanno scatenato le ire canore. Cosa ha detto Orban? In Ungheria c'è un detto, ha detto il primo ministro ungherese: se vuoi vincere devi avere il coraggio di ammettere che stai per perdere. Noi in Ucraina, ha detto Orban all'Europarlamento, stiamo perdendo, ma voi vi comportate come se non fosse così. Se vogliamo vincere, dobbiamo cambiare la strategia, che è perdente. Riflettete, serve un'azione diplomatica, una comunicazione diretta o indiretta. Se si trascina il conflitto, ci saranno sempre più morti, a migliaia. Con questa strategia non ci sarà la pace. Dovete schierarvi per il cessate il fuoco, ha detto Orban. C'era da attendersi, commenta Travaglio, che le presidentesse Metsola e von der Leyen gli rispondessero che invece stiamo vincendo, che Zelensky con le nostre armi sta conquistando tutte le regioni annesse dai russi, 5. Basta lasciarlo fare un altro po' e riavrà i confini pre-2014. Ma scappava da ridere o da piangere a entrambe, visto che i russi hanno completato la presa del Lugansk e ora finiscono il lavoro nel Donetsk con la conquista di Vuhledar, l'ingresso a Torietsk e l'avanzata su Pokrovsk. Così la Metsola ha fatto una battuta su Bella Ciao e l'Eurovision
E la von der Biden ha spiegato, von der Biden, niente male, il ribattezzamento di Travaglio sulla Presidente della Commissione europea, la von der Biden ha spiegato che la colpa della guerra è dell'invasore e non dell'invaso, come se Orban avesse sostenuto che l'Ucraina ha invaso la Russia, cosa che peraltro ha fatto su 1000 chilometri quadrati di suolo russo vicino a Kursk. E pace non è sinonimo di resa, come se Orban avesse chiesto la resa e non il negoziato. Lo stesso negoziato con Mosca che ora invocano Zelensky, Biden, Macron, Scholz, Meloni e compagnia. E non si vede dov'è il problema, se lo chiede e lo agevola anche Orban, che è presidente di turno del Consiglio europeo. Forse le gemelline di Shining, Roberta e Ursula, se lo sono scordato, ma Orban non è un fascista su Marte. È stato a lungo un loro compagno di banco nel Partito Popolare Europeo, di cui fu anche vicepresidente, dal 2000 al 2021 per 21 anni, poi se ne andò con le sue gambe. Eppure in quei 21 anni Orban aveva già fatto e detto tutto ciò per cui ora è considerato un violentatore dello Stato di diritto. Tutto tranne una cosa, non aveva ancora detto la verità sulla guerra in Ucraina. L'ha fatto ieri e la verità, in quel covo di ipocriti che si fa chiamare Europa, ha avuto l'effetto dell'aglio sui vampiri, solo che i vampiri davanti all'aglio si limitano a fuggire. Gli eurotartufi davanti alla verità cantano Bella ciao. Chiudiamo dal fatto, con un'altra notizia. Veleni, crescono morti, bonifiche ferme al 56%. L'SOS viene dalla Corte dei Conti per via contabile, ma il problema non è contabile, è di salute. Cioè le bonifiche non sono state fatte tutte in Italia, anzi più della metà non sono state fatte e noi continuiamo a respirare e a bere schifezze che ci avvelenano. Ottimo e abbondante. Il Giornale mette in prima pagina Meloni che promette no a nuove tasse e poi il tesoriere leghista di Rubba intervistato da Luca Fazzo. Questo entrerà nei 3 articoli di giornata, quindi lo leggiamo più tardi. Striano ci perseguitava, voglio vedere gli atti dell'inchiesta. Per 6 anni Alberto Di Rubba, tesoriere della Lega, ha letto il suo nome su L'Espresso, il settimanale con tanto di conti correnti suoi e della società che amministrava. Oggi è tesoriere leghista e non ha dubbio, tutto arrivava dai dossier di Striano. Così in prima pagina su Il Giornale. Sulla questione si sofferma anche il direttore responsabile del giornale, Alessandro Sallusti, lo strano sonno sui dossieraggi. In questo strano paese accade che la commissione antimafia, scrive Sallusti, sia chiamata a indagare su un grave caso di dossieraggio ai danni di importanti membri anche del governo, nel quale è coinvolto il vicepresidente dell'antimafia Cafiero De Rao, magistrato oggi deputato 5 Stelle. Logica vorrebbe che De Rao si facesse da parte per evitare imbarazzi ai colleghi e poter deporre a sua discolpa. L'interessato non ne vuol sapere di mollare il posto, che è il suo scudo più sicuro, ma soprattutto nessuno pare fargli fretta, a eccezione di Maurizio Gasparri, capogruppo senatori Forza Italia. Non gli fa fretta la presidente della commissione Colosimo di Fratelli d'Italia, non i presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa. La questione non pare interessare neanche al governo, vittima di gran parte di quei dossieraggi. Non interessa al Quirinale, solitamente molto sensibile a questioni di forma e di sostanza di questo tipo. Fatta eccezione per la Lega, vittima della raffica di accessi illegali di Striano per i 49 milioni, neppure la maggioranza pare ricettiva, anzi dà l'impressione di tenersi lontana dalla vicenda. Possibile che oltre 200.000 accessi illegali a sistemi informatici che hanno violato la vita di ministri politici, partiti, giornalisti siano ritenuti dal nostro Parlamento e dai vertici delle istituzioni una banale mattana, frutto della mente contorta di un sottufficiale della Guardia di Finanza e dell'ossessione dell'unica persona che invece la sta prendendo sul serio, il procuratore di Perugia Raffaele Cantone? Possibile, conclude Sallusti, che Chiara Colosimo non si ponga il problema di salvaguardare l'autorevolezza della commissione antimafia che presiede? Ma le vere domande sono: chi ha paura di chi e di cosa? Quali verità si preferirebbe non scoprire? Chi sta ricattando o minacciando chi? Tutte domande che non troverete su quei giornali che, dopo aver campato per anni su quegli accessi illegali per inquinare la politica, oggi si appassionano per un tweet di Maria Rosaria Boccia, scrive Alessandro Sallusti.
Andiamo a vedere adesso la prima pagina del Tempo di Roma, andiamo di corsa, sono le 7.55, faccia di bronzo di Riace, è il titolo d'apertura che si occupa del sindaco lucano nella bufera, vuole fare un pozzo in Africa ma non c'è acqua nella sua città. I cittadini protestano e lui censura le chat del comune, libertà solo a parole e l'altra faccia dell'eroe della sinistra. Finalmente l'antimafia vuol sentire De Rao. Dopo il nostro scoop sull'attacco al presidente leghista della Camera, Fontana, di Striano e compagnia, scende in campo anche la russa che dice Fontana è stato spiato, gli do la mia solidarietà. Con questo lasciamo la prima pagina del quotidiano romano. Il Tempo, andiamo a vedere Repubblica. Repubblica titola in apertura la battaglia delle tasse verso la manovra, show di Orban a Strasburgo e lo strano Pulcinella che divide Napoli, un'opera di Gaetano Pesce per Napoli che sembra un super cazzo, effettivamente, sembra un cazzone piantato lì per strada e i napoletani lo hanno preso per quello che sembra, facendoci sopra un sacco di giochi di parole. Lasciamo la Repubblica, andiamo alla Stampa, la consorella torinese, tasse sulla casa, governo in tilt, è il titolo d'apertura. Dopodiché abbiamo Elsa Fornero che ci spiega perché sui sacrifici bisogna dire la verità, lei se ne intende. Un maxi raid israeliano, strage a Jabalia, rivolta di 130 soldati, ora basta attacchi, dicono gli stessi militari israeliani, e poi c'è gente divorata dall'ansia, compresi alcuni famosi o famosetti. Giornata della salute mentale, Achille Lauro e Tania Cagnotto raccontano le loro paure. Anche Lella Costa dice la sua, lasciai Amici di Maria De Filippi perché più dei soldi amavo il teatro. Porca la malora, che gente bella che c'è al mondo. E sempre dalla prima pagina della Stampa, Landini inteso come segretario di quella che è la CGIL, niente tagli o il paese va a fondo, insomma siamo bla bla bla. Andiamo a vedere finalmente, dopo tanto bla bla bla, la verità, che è lo specchio della falsità, o no? Le cose si abbracciano, si contendono il primato in questo mondo diabolico. Comunque, Sanchez fa sparare ai migranti, qui siamo in Spagna, premier spagnolo senza vergogna, ma accusa noi, gli levate le SIM. Cioè, come dire, guarda sti stronzi di spagnoli, e loro, di socialistoidi, questi comunistoidi qua spagnoli, fanno la sinistra, un chic al caviale, che caviale. La sinistra al gazpacio, cosa fa? Spara ai migranti mentre accusa gli italiani, ma voi gli levate le SIM. Ma pensa a te. Ce lo racconta impareggiabilissimamente Francesco Borgonovo. 2 anni fa, sotto il governo Sanchez, premier spagnolo socialista al gazpacio, a Melilla la polizia iberica aprì il fuoco, Melilla, aprì il fuoco su chi cercava di varcare i confini. Bilancio 37 morti e 77 dispersi. E ora questo socialista ha la spudoratezza di puntare il dito contro le nostre politiche. Campione del mondo Nicola Bartolini di ginnastica, aggredito a Milano, una città raccapricciante, dice lui, dopo che un testa di quiz, un bastardo, lo ha aggredito per strada per fargli il cellulare. Milano giungla, l'ho menato, ma se al posto mio ci fosse stata una donna, che città raccapricciante, dice il ginnasta campione del mondo, assalito da un ladro alle ore 20 di sera sotto casa. Hai capito cosa succede nella splendida Milano? E sempre dalla prima pagina della Verità, cosa c'è di bello, di interessante? Cara maggioranza, smettila di imitare Tafazzi, di bastonarti i coglioni, scrive Maurizio Belpietro, ce n'è una al giorno qua, porca putrella. Ogni giorno una nuova polemica. Il governo smetta di autosabotarsi, scrive il direttore Belpietro. Da settimane i partiti di centrodestra battibeccano fra loro, frizioni per la cittadinanza, e l'autonomia, e le tasse. Oh, i cittadini ce l'hanno pieni i coglioni. Senza un cambio di rotta la maggioranza rischia di vanificare i successi sul PIL e sul lavoro, del quale parleremo poi con l'onorevole Nisini, qui Parlamento, ore 7:45, disegno di legge lavoro. Intanto, dalla prima pagina della Verità, Giorgio Gandola, Orban fa a pezzi l'Unione Europea e la Salis, dopodiché l'Iran sta per fare 5 atomiche e dobbiamo fermarci. Dobbiamo fermarci perché per un minuto bisogna prendere aria, fare ossigenare quel poco di cervello che è rimasto a furia di rincoglionirsi con queste robe qua. Di stile e stiletto, la disarmante voce della semplicità, in una visione soggettiva e femminile della realtà.
con disincanto, crudezza, dolcezza e poesia. Le Armelline della Pesca con Luisella Pescatori, detta La Pesca, ogni mercoledì alle ore 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. Oggi con la musica andiamo non bene, benissimo, perché il 10 di ottobre del lontano 1935 Porgy and Bess di George Gershwin debuttava a Broadway a New York. Non c'è bisogno di presentare né Gershwin né Porgy and Bess né Broadway né New York, ma solo di gustarsi questa musica meravigliosa. It Ain't Necessarily So, il pezzo che poi verrà interpretato da miliardi di cantanti e di strumentisti qui in una versione violinistica meravigliosa. Comunque Porgy and Bess debuttava a Broadway New York oggi il 10 ottobre del 1935 e ci terrà compagnia per tutta la mattina perché è una roba atomica meravigliosa, fantastica. Torniamo ai giornali per altramente, cioè alla Verità. Quando uno cade sulla Verità cosa fa? Se ne crogiola e se ne gode per tutto il giorno. Fabio Amendolara ci racconta di locali da 1.500 euro subaffittati dalla Coop a 24.000. Paga la città metropolitana di Bari e l'associazione fa capo a un politico. Città metropolitana di Bari ha sistemato le classi di una scuola in ristrutturazione subaffittando a 24.000 euro al mese un immobile di proprietà di una parrocchia che lo aveva dato in locazione a 1.500 euro a una Coop riconducibile a un componente del CDA dell'ARPAL nominato dal governatore, cioè praticamente dal presidente della regione Puglia. Un bel crogiolo di italianità. Bari paga una scuola 16 volte il suo valore. Una cooperativa subaffitta i locali di una parrocchia a un istituto della città metropolitana a guida PD. Il canone dovuto ai preti ammonta a 1.500 euro al mese, 1.500. In realtà i fuoriclasse del PD ne sborsano ben 24.000. Chi incassa è nella galassia del presidente Emiliano. Il nuovo sindaco ha ereditato la patata bollente dal precedente De Caro, adesso europarlamentare. È stata avviata un'inchiesta interna per verificare gli aspetti contrattuali. È una cosetta divertente, molto, quella che racconta Fabio Amendolara. Infine, riconoscimento facciale allo stadio? Anche no, scrive Francesco Bonazzi. Tifosi già super schedati, il ministro Abodi vuole aggiungere la scansione del viso. Deriva rischiosa. Chiudiamo con troppi dubbi sui veggenti. Medjugorje non è un test della fede, così la vede Silvana De Mari. Andiamo a vedere però anche cosa ci racconta Libero. La grande bufala della tassa sulla casa, la verità sulla manovra, spiega Michele Zaccardi. Una frase malintesa di Giorgetti fa partire il coro, nuova stangata sui bonus, ma il ministro parlava solo di controlli. Meloni chiude, nessuna imposta. Interviene il direttore responsabile Mario Secchi, tagli e fisco equo, la vera sfida di questo governo. Crisi isterica della sinistra perché Orban osa parlare e poi, sempre dalla prima pagina di Libero, c'è da segnalare il pezzo di Antonio Socci quando il PC nascose la fede, niente poco di meno che di Antonio Gramsci. Un articolo che poi volta a pagina 26 nel quale Antonio Socci racconta
degli ultimi giorni di vita di Antonio Gramsci e delle rivelazioni scomode su di lui, il mistero della sua conversione. Un libro riapre il dibattito sul ritorno alla fede del leader comunista, avvenuta nei 2 anni precedenti alla morte, una svolta attestata da episodi e testimonianze, ma da sempre negata dai vertici del Partito Comunista Italiano. Durante la sua ultima malattia, le suore della clinica in cui era ricoverato portavano ai malati l'immagine di Gesù bambino da baciare. Non la portarono a Gramsci. Lui chiese perché. Portarono l'immagine e lui la baciò. Così lasciamo Libero. Da Libero ci spostiamo adesso al quotidiano Italia Oggi, perché vi segnalo, prima di andare alle altre questioni, il bellissimo pezzo di Antonino Danna, pagina 2, sulla radio. La radio è la cosa più umana del mondo. La radio compie 100 anni proprio quest'anno, la radio in Italia, no? 6 ottobre 1924, la prima trasmissione di quella che sarà la RAI. E la sua essenza, scrive Antonino Danna, è nell'essere un filo invisibile che crea una comunità. Qualche esempio? Federica ascolta dal suo frutteto e balla. Vittorio telefona da Palermo e parte per voli pindarici. Francesco chiama da Arona mentre griglia. Vi state riconoscendo, care amiche e cari amici di Radio Libertà? Siete voi, siete alcuni di voi protagonisti del pezzo di Antonino Danna. Roberto ascolta dal muletto durante il turno. Franco dal peschereccio Savonarola nel Golfo del Tigullio. Leandro mentre cena a Varese con sua moglie. Vito è non vedente, fa il poeta a Matera e dice sempre la sua come da una nuvola. Michele chiama e fa il punto. E l'elenco potrebbe continuare con Gianni da Genova e il gas russo a basso prezzo, Mauro da Reggio Emilia che parla d'ambiente, Marco da Mantova e i grandi poteri. Albino, maresciallo di Marina, l'immenso segue attento dalle Canarie. Ma c'è anche chi era in spiaggia e si ascoltava la Radio Libertà. La radio, scrive Antonino Danna, crea un legame pubblico eppure privatissimo, perché ognuno di questi signori sono miei amici e non solo ascoltatori, e loro mi ritengono tale pur non essendoci mai incontrati. Da quasi 5 anni sono al microfono di Radio Libertà, scrive Antonino Danna. Siate d'area politica affine o no? È una radio fatta di parole ed è merce rarissima in un mondo di radio di flusso che trasmettono musiche, dediche e temi d'evasione. La radio di parole è quella che resterà. Sbaglia chi dice che il podcast sia il futuro. Quello sposta solo il momento dell'ascolto, ma la radio, quella vera, la sua essenza, è immediatezza. Te ne accorgi quando Hamas attacca Israele e stravolgi il palinsesto, o quando Teheran prova a colpire Tel Aviv e stracci il copione in onda per passare subito al racconto. Non c'è differita che tenga. Bastano un microfono, un computer aperto su ANSA, BBC, CNN, Al Jazeera in inglese, il resto è mestiere, mentre la cronaca si fa storia. La radio è questo, la cosa più umana del mondo, è il racconto di qualcosa e per questo vivrà finché esisterà l'uomo. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buon ascolto, per altri 1000 anni almeno, conclude Antonino Danna. Applauso, ci sta l'applauso ad Antonino Danna perché ha scritto un bellissimo pezzo partendo da qui, da Radio Libertà. E Davide in regia ci fa il commento e lo ringrazio per la sua presenza di spirito sempre molto precisa e attenta. Allora lasciamo Antonino Danna, la radio è la cosa più umana del mondo e peraltro c'è un'altra segnalazione da fare. Oriana Fallaci, sempre su Italia Oggi, pagina 7. Cosa scriveva? Tra le altre cose che ha scritto, tantissime naturalmente, Oriana Fallaci. A un certo punto ha scritto anche questo: ti dirò il più grave dei miei errori, quello di non aver amato abbastanza me stessa, cioè di aver dimenticato che il grande comandamento, ama il prossimo tuo come te stesso, parte dal presupposto di amare prima e innanzitutto se stessi. Non ho amato abbastanza me stessa perché non sono mai stata contenta di me stessa, ma non mi sono mai molto piaciuta. Non ho capito, insomma, che non è necessario piacersi per amarsi, che amarsi è amare la vita. Ho amato la vita in astratto e non sulla mia pelle, o meglio, l'ho amata amando gli altri o sforzandomi di amare gli altri. Ma è tempo che io riconosca la più banale delle verità. Tra gli altri ci sono anch'io. È tempo che io sorrida, che rida. Oriana Fallaci. Giusto, bellissimo, ma pensate se un cretino, un deficiente, un cretinetti, un infame comincia ad amare se stesso, lì cominciano i problemi per sé e vabbè chi se ne frega,
per gli altri soprattutto, perché se un deficiente, un infame o un cretino applica questo principio dell'amare prima se stessi, poi gli altri, so dolori per gli altri dopo. Comunque, in linea generale, certamente ineccepibile il discorso. Intanto andiamo a vedere anche la prima pagina di Italia Oggi, la questione della responsabilità erariale. Soft, scrive Italia Oggi, perché? Perché il massimo della sanzione non potrà superare le 2 annualità del compenso percepito, ma il tutto lo trovate a pagina 26. Fuori dai casi di illecito arricchimento, il massimo della sanzione a carico dell'autore di illecito erariale non potrà essere superiore a 2 annualità del trattamento economico percepito. E arriva l'assicurazione obbligatoria per chi abbia responsabilità nella gestione di risorse pubbliche. È una proposta di legge del capogruppo di Forza Italia alla Camera, Tommaso Foti, adottata dalle commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia di Montecitorio. Non è ancora legge. In prima pagina su Italia Oggi, la CGIL che ha già deciso uno sciopero generale contro la legge di bilancio che non c'è ancora, e il diritto e rovescio, il corsivo del direttore Magnaschi. L'Italia è il paese col maggior numero di agevolazioni fiscali tra i 38 paesi dell'OCSE. Tutti gli ultimi governi si sono impegnati a ridurle, da Renzi a Gentiloni, da Conte a Draghi. Risultato, le tax expenditures erano 444 nel 2016, sono diventate oggi 625, con una perdita di gettito 2024 di 100 miliardi e passa, raddoppiata in 6 anni dai 54 miliardi del 2018. Il problema contro cui si sono scontrati tutti è strettamente politico. Togliere un'agevolazione fa perdere voti, mentre metterne una in più li fa guadagnare, o almeno così si spera. E tutti i politici hanno bisogno di guadagnare voti, non di perderli. L'attuale governo vorrebbe ridurre il numero dei bonus fiscali e riorganizzarli per ricavare risorse a favore delle famiglie. Un annuncio già sentito negli anni scorsi, ma finora mai realizzato. Sembra una missione impossibile, conclude il direttore di Italia Oggi. Lasciamo Italia Oggi. C'è una notizia in prima pagina, in anteprima, sul Domani, in esclusiva anzi sul Domani, a proposito di spionaggi. Sono stati spiati Giorgia Meloni e la sua famiglia, violati i conti correnti di altri ministri e magistrati. Un'inchiesta della Procura di Bari, di cui dà conto in esclusiva Enrica Riera, sul quotidiano dell'editore svizzero Carlo De Benedetti, a pagina 1 e a pagina 5. Sul Domani, nel mirino anche la russa, Santanchè, Emiliano e Melillo, cioè il procuratore nazionale antimafia. Attenzione, la premier Giorgia Meloni, la sorella Arianna, il giornalista Andrea Giambruno, già compagno del premier, i ministri Santanchè Crosetto, il procuratore della direzione nazionale antimafia Giovanni Melillo. Sono soltanto una parte delle migliaia di nomi titolari di conti correnti di Banca Intesa San Paolo, ha scoperto Domani, sbirciati e monitorati da un ex dipendente di Banca Intesa San Paolo. Pare che qua in Italia ognuno possa spiare chiunque come gli pare e piace. Questo funzionario di Banca Intesa San Paolo ora rischia guai grossi, visto che rischia di aver violato norme sulla privacy e la segretezza di dati super sensibili. Intanto costui è stato licenziato in tronco, scrive Domani. Una contromisura, quella della Banca Intesa San Paolo, disposta l'8 agosto scorso e a cui è seguito l'avvio di un procedimento di indagine da parte della Procura di Bari. Gli esiti potrebbero essere esplosivi. Tra gli spiati eccellenti ci sono non solo politici di primo rango, cioè la premier Meloni, sua sorella, il suo ex compagno Giambruno, Santanchè, Crosetto e il procuratore nazionale antimafia Melillo, ma anche imprenditori, militari e sportivi. Cosa avrebbe spinto il bancario a tenere sotto controllo spese e guadagni di questi esponenti del mondo politico e di tutti questi VIP? Proprio a questa domanda stanno cercando di rispondere gli inquirenti, che al momento dicono di non conoscere i motivi sottesi all'attività del funzionario. Mera curiosità? Ricerca di informazioni personali, private o pericolose da custodire nei cassetti? Per farci cosa? Ancora non è dato sapere. Ma la mole degli accessi sarebbe enorme. E stavolta, a differenza di quanto accaduto nel caso dell'indagine di Perugia sulla fuga di notizie, i principali indagati Striano e Laudati, ma Cantone ha deciso di iscrivere anche 3 cronisti de Il Domani, non si tratta di segnalazioni di operazioni sospette della UIF, l'unità antiriciclaggio della Banca d'Italia, o di dati di inchieste giudiziarie,
ma di notizie molto più private e delicate, come i movimenti dei conti correnti. Sta di fatto che sempre in base a quel che si apprende, scrive Enrica Riera su Domani, gli accessi abusivi ai conti correnti per mano del dipendente che è stato licenziato l'8 agosto scorso di Banca Intesa San Paolo, gli accessi ai conti correnti sarebbero stati quasi 7.000, realizzati tra il 21 febbraio 22 e il 24 aprile 24. Avrebbero più in particolare riguardato gli oltre 3.500 clienti portafogliati in 679 filiali di Intesa San Paolo in tutta Italia. Non solo Giorgia Meloni e i suoi congiunti, la sorella e l'ex moroso. A venir monitorati sarebbero stati anche altri conti di politici ed esponenti istituzionali. Per esempio, di nuovo, quello del ministro della difesa Guido Crosetto, del presidente del Senato La Russa, della ministra Santanchè e del ministro Fitto. Fuori dal governo risulterebbero essere stati violati i conti dei governatori di Puglia e Veneto, Michele Emiliano, Luca Zaia, quelli del procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, del procuratore di Trani Renato Nitti, di ufficiali dell'Arma e della Guardia di Finanza. Un lunghissimo elenco. A delinearsi sarebbe un modus operandi che sembrerebbe sistematico, volto a seguire soldi e movimentazioni di chi sta ai vertici. La Procura di Bari è al lavoro per accertare e identificare i nomi di altre persone sui cui conti sarebbero stati fatti accessi abusivi da parte di questo ex bancario licenziato da Intesa San Paolo l'8 agosto. Gli interrogativi sono tanti, il caso è molto diverso da quello di Perugia. Lì gli indagati si difendono dicendo che gli accessi erano legittimi perché legati al loro lavoro. Qui la giustificazione è impossibile. Si deve capire se il funzionario ha agito da solo e cosa ha fatto delle informazioni di cui è venuto in possesso. L'indagine, racconta ancora il Domani, è partita quasi per caso, grazie al lavoro della sicurezza della banca che si è accorta che qualcosa non andava e a una denuncia parallela fatta da un correntista di una filiale del gruppo Intesa San Paolo, situata a Bitonto, in provincia di Bari. L'uomo avrebbe riferito agli inquirenti di essere stato a sua volta informato dell'elevato numero di accessi informatici che erano stati effettuati da qualcuno sul proprio conto corrente. Ad avvisarlo sarebbe stato direttamente il direttore della filiale di Bitonto. Insospettito della circostanza, il correntista si sarebbe recato a sporgere querela alle autorità competenti. Da qui gli accertamenti della Procura di Bari, coadiuvata dai carabinieri, presso la sede legale di Intesa San Paolo, tra l'altro tra i principali gruppi bancari in Europa, leader in Italia in determinati settori, amplissimi bancari naturalmente. La sicurezza della banca dunque si era accorta che qualcosa non andava e poi c'era stata una denuncia di un correntista di una filiale di Intesa San Paolo a Bitonto, Bari, il quale era stato a sua volta informato del grandissimo numero di accessi informatici che qualcuno aveva fatto sul suo conto corrente. Lo aveva avvisato direttamente il direttore della filiale di Bitonto e questo singolo correntista anonimo avrebbe poi fatto querela, da cui è partito il tutto. Fonti interne di Intesa San Paolo, contattate dal quotidiano Domani, spiegano, conclude Enrica Riera, di aver adottato nei confronti dello spione tempestivamente le opportune iniziative disciplinari. La banca ha informato le autorità competenti. I presunti accessi abusivi sarebbero stati individuati dai sistemi di cybercontrollo della banca. Il comportamento del dipendente sarebbe emerso nel corso delle attività di controllo dovute normalmente a un istituto bancario, incluso un articolato sistema per individuare comportamenti anomali o a rischio. L'evento è stato individuato proprio dalla stessa banca, sottolinea Intesa San Paolo. La banca è impegnata a evolvere, bla bla bla. Adesso toccherà alla magistratura e al garante privacy far luce sulle possibili conseguenze di quanto accaduto, capire se si tratta di un banale dipendente infedele e curioso oppure di uno scandalo di dimensioni più ampie. Spiati Meloni e famiglia, violati i conti correnti di ministri e magistrati. Staremo a vedere. Vi segnalo sul Sole 24 Ore a proposito di case fantasma, 110%, sommerso eccetera, controlli su chi non ha dichiarato abitazioni al catasto o non ha aggiornato le rendite dopo i bonus. Sentite qua. Gli incentivi statali per i miglioramenti di classe energetica o gli adeguamenti alla normativa sismica oppure il 110% stesso hanno fatto diventare d'attualità la loro incidenza sulle rendite catastali. Ma sentite il bello.
L'obbligo di presentare una dichiarazione di variazione catastale è disciplinato dall'articolo 20 del Regio Decreto Legislativo 652 del 1939, secondo cui i titolari di immobili sono obbligati a denunciare le variazioni nello stato che implichino mutazioni per la consistenza e l'attribuzione di categoria e classe. La norma è chiara per i tecnici, la mutazione va rapportata alla definizione di rendita, cioè se tu hai fatto il 110, hai migliorato la classe del tuo immobile, lo devi denunciare al catasto. Fine della favola, altro che nuove tasse, che il ministro Giorgetti non si è mai sognato di voler introdurre, quindi chiudiamola qui che facciamo prima. Gli stranieri nati in Italia sono italiani e ci vuole una nuova legge sulla cittadinanza. A parlare in questi termini, manco fossimo nella Repubblica libera di Bananas, il comandante generale dei Carabinieri. La norma del 92 è obsoleta, dice lui. Le periferie sono un vulnus nell'equilibrio sociale. Bisogna garantire a chi ci vive la stessa qualità di vita di chi abita altrove. Sono aree che in Italia richiedono molta attenzione, ineccepibile. Ma una legge sulla cittadinanza, non più aderente al cambiamento che c'è stato e dunque da ripensare ex novo, è ciò che mette in luce il comandante dei Carabinieri. Ci vuole una nuova legge sulla cittadinanza e lo dice il capo dei Carabinieri. A proposito di governo, c'è da segnalare il colloquio sul Messaggero, il quotidiano romano, di Giovan Battista Fazzolari, sottosegretario molto molto vicino a Giorgia Meloni, il colloquio appunto con il quotidiano romano Il Messaggero. Trump non scaricherà l'Ucraina, verità sui dossier anti-Crosetto, il no alle nostre armi in Russia, mai detto, c'è il segreto. Sulla consulta sgarbo al Quirinale da parte delle opposizioni, ma faremo nuove votazioni, dice il sottosegretario e capo della comunicazione di Palazzo Chigi, uomo di fiducia fedelissimo di Giorgia Meloni, Giovan Battista Fazzolari. Guido Crosetto è un amico, non esiste alcun caso, i PM facciano luce sugli accessi contro il centrodestra. Io e Giorgia non viviamo per restare a Palazzo Chigi, ma con questa sinistra ci rimarremo a lungo, dice Giovan Battista Fazzolari. Dal giornale di Confindustria, dal Sole 24 Ore di nuovo, vi segnalo un altro articolo interessante, lo trovate la notizia anche su altri giornali, ma a pagina 8 del Sole 24 Ore di oggi, da New York Marco Valsania si occupa di Google, l'antitrust americano statunitense valuta lo spezzatino contro il monopolio. Un documento indica la cessione del browser Chrome, del sistema operativo Android e limitazioni sull'intelligenza artificiale, cioè spezzare le branche di Google per aderire alla normativa antitrust. Vedremo 90% la quota di Google nelle ricerche internet negli Stati Uniti. A proposito di giornalisti, invece, sul quotidiano Italia Oggi c'è come sempre un pezzo molto interessante, tutti i suoi pezzi lo sono, di Roberto Giardina da Berlino. I giornalisti tedeschi senza fine sbagliano nello Schlussmachen, cioè non sanno proprio come concludere gli articoli. Ma ho l'impressione, scrive Giardina, che molti sbaglino anche nell'inizio, nell'attacco. Se oggi quotidiani e riviste perdono copie, non è solo colpa di internet o di lettori che non amano più leggere. Forse noi giornalisti abbiamo dimenticato le vecchie regole. I giornalisti tedeschi sbagliano nello Schlussmachen, cioè non sanno chiudere gli articoli. Quel che mi meraviglia è leggere in Medium, la rivista della stampa, un articolo dedicato al problema. I colleghi hanno bisogno di imparare ancora le vecchie regole del mestiere? Sarò antiquato, scrive Giardina, ma ho l'impressione che molti sbaglino anche il lead, cioè l'inizio, il comincio, come si diceva in gergo, quando ero alle prime armi. Ero cronista, non ancora professionista, a Torino e fui inviato a Sanremo per scrivere su uno scandalo al Casinò. Era d'estate e molti colleghi in ferie. Quando scrissi il pezzo, il direttore Giorgio Vecchiato, scomparso a fine luglio a 99 anni, venne in cronaca, si sedette accanto a me. Hai sbagliato il comincio, disse, ma non in tono di rimprovero, e mi dettò le prime 10 righe. Ne fui gratificato. Il direttore perdeva tempo per insegnarmi il mestiere. Se non attrai il lettore col primo paragrafo, smette di leggere e lo perdi. Io mi ricordo personalmente una vecchia lezione di un altro grande vecchio del giornalismo italiano, ormai defunto, Guglielmo Zucconi,
che insegnava all'Università Cattolica, teoria e tecnica della comunicazione, e lui diceva: dovete immaginare che di solito i giornali, questa scena non accade più perché nessuno legge i giornali, ma comunque uno il giornale lo legge mentre sta cagando al cesso oppure mentre è attaccato al tram, al tubo di ferro del tramo sull'autobus. Per cui in quelle condizioni tu lo devi attrarre con le prime righe, appunto, col comincio, col lead. All'inizio del pezzo devi mettere qualcosa, non solo nel titolo, ma all'inizio del pezzo qualcosa che attiri l'attenzione, no? Perché uno legge nelle condizioni più disparate mentre sta facendo altro. Di solito, se non attrai il lettore col primo paragrafo, quello smette di leggere e lo perdi, scrive Roberto Giardina stamattina. La notizia deve essere concentrata all'inizio, non essere noiosa. Sembra facile, ma non lo è. Medium lo ricorda citando i consigli di BuzzFeed del 2010, sito di informazione americano, 150 milioni di lettori, che riguardavano l'online per attirare subito i like. Imperativo categorico. Dipende dall'evoluzione tecnica della stampa. Quando divenni redattore agli esteri del quotidiano torinese, la stampa si componeva con il piombo e l'impaginazione poteva essere cambiata all'ultimo momento. Di un lungo pezzo restavano a volte solo le prime righe, una sintesi dell'articolo cancellato. Adesso si compone al computer, un click per cambiare l'edizione online, manca il tempo per sconvolgere la cartacea. Quel che conta è attirare subito centinaia di migliaia di like, ma non si controlla e non importa se la notizia viene letta, quindi si cura meno la scrittura, fino alla conclusione del reportage. È l'effetto Facebook. Si condivide la notizia di un amico convinti dal titolo senza leggere. Spesso si scopre che la notizia non corrisponde a quello annunciato e ci si sente ingannati, si cambia amico o non si compra più il giornale. Lo schema classico, scrive Medium, è questo: un anziano passante attraversa la strada, avviene qualcosa di straordinario. Clicchi per leggere, il tuo interesse viene registrato dall'algoritmo, poi si scopre che il pedone ha incontrato un compagno che non vedeva dai tempi della scuola. Nel lead online, per attrarre i lettori, si evita sempre di mettere il luogo dove avviene il fatto o il nome dei protagonisti. Chi sarà mai la grande attrice o il noto politico? E l'interesse cambia se il disastro ferroviario è accaduto nel tuo paese o in una regione ignota in India. Il finincio, la conclusione di un articolo, è sbagliata o deludente perché non può confermare l'inizio allettante e ingannevole al limite della fake news. Ma alla lunga il lettore si stanca e non ti segue più. Medium elenca 5 domande che si deve porre un giornalista. La fine conferma l'inizio? Avete risposto alla principale domanda dell'articolo? Come si esce dalla crisi o chi vincerà le elezioni in America? Siete riusciti a suscitare emozioni nei lettori? Altrimenti l'articolo verrà dimenticato e non conquisterete nuove copie. Vi siete impegnati nella conclusione? Molti articoli, conclude appunto Roberto Giardina, danno l'impressione di finire di colpo perché era finito lo spazio o di ripetere quanto già scritto. Con la composizione cartacea in piombo era un errore grave non rispettare le misure concordate. Online non è un problema. Si può allungare l'articolo perché non sai trovare una conclusione, ma il lettore si annoia e lo perdi per sempre. Infine, se oggi quotidiani e riviste perdono copie, non è solo colpa di internet o di lettori che non leggono. Forse si dimenticano le vecchie regole. Il giornalismo è artigianato, sia che scrivi a mano sulla mitica Olivetti 22 o su un laptop. Lasciamo con questo anche Italia Oggi e adesso no, dopo la pausa che anticipiamo, sono le 8:28, sentiamo ancora un po' di musica, chiedo a Davide in regia, torniamo a It Ain't Necessarily So, cioè a Porgy and Bess, che debuttava oggi 10 ottobre 1935 a New York. Riprendiamo il brano di prima perché era delizioso e poi ascoltiamo altri 2 brani da quella straordinaria opera di George Gershwin che era appunto Porgy and Bess. Poi apriamo subito dopo la tripletta degli articoli che gireranno sul sito di Radio Libertà. Per interagire con Radio Libertà, inviaci un messaggio di testo, audio, video al nuovo numero dedicato a te 340 6709 659 340 6709 659. Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio.
Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Ennesimo impulso perturbato sul nostro paese, con conseguenze al nord e su parte del centro. In mattinata maltempo al nord e sulla Toscana, in particolare sulle aree alpine, prealpine e sulle alte pianure. Andrà meglio sui restanti settori, nonostante cieli irregolarmente nuvolosi. Nel pomeriggio l'instabilità e le piogge si sposteranno al nord-est, ma potranno ancora interessare le regioni centrali tirreniche e l'Umbria. Più asciutto ma con molte nubi sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Fa male, fa molto male lasciare la bellezza per tornare alla bruttezza, è molto semplicemente, no? Cioè passare dall'empireo, dal paradiso di questa musica meravigliosa, Porgy and Bess, ai giornali. Però, insomma, il nostro mestiere, siamo qua per questo, quindi che cazzo di discorso sto facendo? Inutile e cretino. Dunque, andiamo ai 3 articoli di giornata, uno dei quali è sicuramente l'intervista di Luca Fazzo a una persona che di solito parla molto poco, cioè Alberto Di Rubba, tesoriere della Lega. Così i dossier di Striano hanno fabbricato l'inchiesta sui 49 milioni. Mi ha perseguitato, chiedo l'accesso agli atti dell'inchiesta di Perugia. Scrive Luca Fazzo a pagina 7 de Il Giornale. È come se i tasselli di un puzzle andassero a posto uno dopo l'altro, perché sono 6 anni che Alberto Di Rubba si chiedeva come diavolo fosse possibile che sull'Espresso ogni domenica finissero in copertina il suo nome e i suoi conti correnti, le società che amministrava. Oggi è tesoriere della Lega, allora era direttore amministrativo del gruppo parlamentare. Gli scoop del settimanale allora di De Benedetti chiamavano in causa con lui tutto il partito, a partire da Salvini. Nulla di imprevisto, fa tutto parte della politica, racconta oggi Di Rubba, ma la domanda che mi facevo era: da dove hanno preso queste carte? Pensavo all'ipotesi più ovvia, da qualche fascicolo di inchiesta aperto da qualche procura, una fuga di notizie a cui siamo abituati. E invece, quando è esploso il caso dei dossier, è cambiato tutto. Fin dalla prima ondata, quando sui giornali è stato pubblicato il primo elenco delle vittime degli accessi abusivi compiuti dal tenente Striano alle banche dati. In quei primi elenchi il mio nome non c'era, ma c'erano persone a me vicine, esponenti della Lega, persone che avevano una carica o altre che, pur non essendo politicamente esposte, avevano rapporti con la Lega. Era già chiaro che nel mirino ero finito anch'io. Poi recentemente sono stati pubblicati altri elenchi e lì c'era il mio nome. Nel contesto voglio ricordarlo di un'attività compulsiva di accessi abusivi, alla media incredibile di un accesso ogni minuto e 21 secondi, che aveva la Lega come obiettivo. Le date degli accessi e degli articoli non lasciano dubbi. Gli articoli dell'Espresso venivano alimentati dai dossier di Striano e questo apre un altro problema.
Siamo abituati, dice Alberto Di Rubba, a inchieste giudiziarie trasformate in articoli di stampa. Qui il contrario. È nata prima la notizia o l'inchiesta? Le racconto una cosa. Quando venne la prima volta la Guardia di Finanza a perquisirmi casa e ufficio, i militari avevano in mano la fotocopia dell'Espresso, acquisirono i documenti di 7 società da me amministrate nel pieno rispetto della legge. Il grafico che usavano per identificare le società era il grafico pubblicato dall'Espresso. Nel fascicolo di inchiesta trovai la fotocopia dell'Espresso e scoprii che la data di apertura dell'inchiesta contro ignoti per la vicenda dei 49 milioni era successiva alla pubblicazione dell'articolo. Una bella storia di giornalismo investigativo? Oggi sappiamo da dove venivano quegli articoli, dall'attività di dossieraggio di Striano. Ho dovuto assistere a una persecuzione continua, alla violazione sistematica della mia privacy attuata da un ufficiale della Guardia di Finanza in collaborazione con giornalisti che oggi sono indagati con lui. In questi anni ho sporto denunce più volte, continua Alberto Di Rubba su Il Giornale, per il trattamento a cui sono stato sottoposto, le denunce archiviate. Francamente non avrei immaginato quel che c'era dietro. Adesso sono determinato ad andare fino in fondo. Ho dato mandato ai miei legali di chiedere alla Procura di Perugia l'accesso agli atti dell'indagine. Credo di aver diritto di sapere cosa è accaduto e perché. Il procuratore Cantone, osserva Luca Fazzo, sembra dubitare che il rapporto d'amicizia tra Striano e i giornalisti sia sufficiente a spiegare tutto. Pensa anche lei ci sia dietro un disegno più complesso? Risponde Di Rubba. Il rapporto tra Striano e i giornalisti è un dato di fatto. Se poi c'è qualcosa d'altro, credo che la Procura di Perugia abbia tutta intenzione di scoprire la verità. La vicenda processuale di Di Rubba, la perquisizione che mi venne effettuata con la copia dell'Espresso era stata disposta nell'indagine per il presunto riciclaggio di 49 milioni che da quanto ho letto è stata archiviata. Non ho notizie perché non ero indagato. Ho ancora in corso il ricorso in Cassazione per Lombardia Film Commission, basato su presunta irregolarità di un'operazione immobiliare, il cui valore è stato riconosciuto congruo nel processo a un mio coindagato, diversamente da quanto scritto dai giudici nelle sentenze a mio carico. Sono certo che anche nel mio caso la magistratura saprà ricostruire correttamente la vicenda. Una volta, osserva Luca Fazzo, PC e DC facevano eleggere in Parlamento i loro tesorieri per evitare loro i guai giudiziari. Non è pentito di non essersi fatto candidare? Risponde Alberto Di Rubba, io sono stato perseguitato quando non ero neanche tesoriere. L'anno scorso poi il tesoriere ha fatto sapere alla Lega di voler essere sostituito. Salvini me l'ha chiesto e io ho accettato. Faccio questo lavoro, vado avanti, combatto a schiena dritta, senza essere parlamentare, conclude Alberto Di Rubba, tesoriere della Lega. Il secondo articolo, invece, da Italia Oggi, è un'intervista di Alessandra Ricciardi al professor Francesco Manfredi, che abbiamo sentito qui diverse volte anche a Radio Libertà, economista, direttore dell'Alum School of Management dell'Università di Bari, sulla rivoluzione ecologica irrealistica, il Green Deal. La Unione Europea non ha i fondi necessari per finanziare il Green Deal e controbilanciare i suoi effetti negativi, dice il professor Manfredi. Nei primi 50 paesi più inquinati del mondo non ce n'è nessuno europeo. Nei primi 60 c'è solo la Grecia. Tra i primi 10 paesi più inquinanti al mondo, l'unico europeo è la Germania, mentre l'intera Unione Europea è responsabile solo del 7,3% delle emissioni globali di anidride carbonica CO2. A oggi, dice il professor Manfredi, gli strumenti finanziari messi in campo per la transizione hanno risorse assolutamente inadeguate. La verità è che l'Unione Europea non ha i fondi per finanziare questo cambiamento epocale. L'Unione Europea non ha i soldi necessari per il Green Deal e tantomeno per far fronte agli effetti socio-economici negativi che il Green Deal produce. Perciò l'Europa a Bruxelles dovrà cambiare passo, dice il professor Manfredi. Sulla sostenibilità della rivoluzione ecologica, ormai i dubbi dunque non sono solo del mondo delle imprese, ma anche di quella sinistra, esemplare il caso della Germania, che fino a poco fa se ne è fatta paladina, imponendo modalità e tempi draconiani per la sterzata green dalle auto alle case. Quanto impatta l'Europa sulla riduzione di emissioni? Cito i dati, risponde il professor Manfredi. Nei primi 50 paesi più inquinanti del mondo non ce n'è nessuno europeo. L'intera Unione Europea è responsabile soltanto del 7,3% delle emissioni globali di CO2.
Nel 2023 Cina e India, che non hanno politiche per la protezione dell'ambiente, hanno avuto una crescita tendenziale dell'inquinamento rispettivamente del 4 e dell'8% e il meno 7% dei paesi europei non ha permesso neanche di compensare quelle crescite. Così il professor Manfredi, poi naturalmente l'intervista prosegue, ma vi segnalo anche il terzo pezzo a proposito di Green, il terzo articolo di Pierluigi Bonora a pagina 12 su Il Giornale, l'antitrust, in questo caso è l'antitrust italiano, che smaschera l'auto elettrica. È stato imposto a 2 società di togliere il bollino 100% green e questo caso crea un precedente. Nel mirino sono finite 2 microcar, rimossi dai loro siti i riferimenti a questo presunto record ambientale. È l'intero ciclo produttivo che deve essere considerato per giudicare la virtù ecologica di un veicolo. Dunque, se io faccio pubblicità a un'auto elettrica e dico zero emissioni, impatto zero sull'ambiente, 100% eco e via di seguito, sto dicendo una cosa sbagliata. Da tempo il pubblico, scrive Bonora sul giornale, è sottoposto a un bombardamento green di messaggi, di spot che esaltano i benefici ecologici di determinati prodotti. Sono tutte campagne realizzate sull'onda di una politica europea fortemente influenzata dall'ideologia, che negli ultimi anni ha fatto del tema ambiente il suo cavallo di battaglia. Peccato che negli spot si è per lo più fatto di tutta l'erba un fascio, quindi i green claims, cioè gli slogan verdi utilizzati nella vendita dei veicoli elettrici, nel caso specifico mobilità cittadina, i veicoli sono le microcar Xev, Yoyo e Microlino, sono finiti nel mirino dell'antitrust. Risultato, l'autorità garante della concorrenza e del mercato ha concluso una moral suasion nei confronti delle società Cappello e Microlino Italia che hanno dovuto rimuovere i profili di scorrettezza su asserzioni e vanti ambientali, cioè appunto i green claims, gli slogan che dicono zero emissioni, impatto zero sull'ambiente, 100% eco e via dicendo. In pratica, l'attenzione dell'antitrust si è concentrata sui siti che pubblicizzano le 2 microcar con messaggi riguardanti l'assenza di emissioni o di impatto sull'ambiente o la loro totale ecosostenibilità. Il problema, che potrebbe creare un precedente importante e del quale tra l'altro si sta discutendo proprio in tema di auto elettriche a Bruxelles, il problema è correlato alla mancanza di indicazioni su quale aspetto o fase del ciclo di vita del prodotto si riferiscono le virtù green. Produzione del veicolo, delle batterie, distribuzione, utilizzo, smaltimento del mezzo e delle batterie. Occorre tener presente infatti affinché un veicolo sia indicato come rispettoso dell'ambiente e delle emissioni legate al mix dell'energia elettrica necessaria per la ricarica delle batterie e all'uso in questione. Il provvedimento e la conseguente rimozione dei messaggi potrebbe ora allargare il proprio orizzonte e dare il via a nuove azioni. Di emissioni zero del resto si parla da quando l'auto elettrica è stata presa come esempio virtuoso col beneplacito dei costruttori fino a essere imposta dal 2035 nell'Unione Europea al posto di quella endotermica. Quindi l'antitrust smaschera l'auto elettrica, scrive appunto il giornale oggi a pagina 12. Adesso direi facciamo anche un altro piccolo stacco musicale, prendiamo un po' di ossigeno musicale. E poi il cui Parlamento Camera, in collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Qui
Parlamento. C'è andata di lusso stamattina col calendario musicale. Porgy and Bess, 10 ottobre 1935, debuttava a Broadway, New York, questa immensa, fantastica, meravigliosa opera dell'immenso, fantastico, meraviglioso George Gershwin. Ne sentiremo poi gli immensi, fantastici, meravigliosi Louis Armstrong e Ella Fitzgerald in questo brano celeberrimo. Roba da strofinarsi le orecchie dalla gioia. Intanto però, qui Parlamento, Camera, in collaborazione, come dicevo, con il gruppo della Lega alla Camera, abbiamo con noi stamani Tiziana Nisini, deputata toscana della Lega, vicepresidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, con tanti altri incarichi, ma noi ci occupiamo adesso proprio di lavoro. Intanto grazie e buongiorno a Tiziana Nisini. Allora, Buongiorno a voi. parliamo stamani del cosiddetto disegno di legge lavoro che è stato approvato, se non sbaglio, dalla Camera dei Deputati e che contiene cosa sostanzialmente, onorevole Nisini? Andiamo Diciamo subito al che finalmente è stato approvato, perché è stato un iter lunghissimo che si era aperto con tutta una serie di audizioni. Diciamo, io ci sono state le dichiarazioni di voto. Diciamo che questo provvedimento, ci eravamo già sentiti durante l'iter, ha puntato a facilitare, a sburocratizzare, a semplificare tante norme che avevano messo in difficoltà aziende e di conseguenza lavoratori. Si sono liberate risorse importanti per la formazione, si è fatto chiarezza attraverso una norma di interpretazione autentica sulla stagionalità che aveva messo a rischio centinaia di migliaia di lavoratori stagionali, soprattutto in una regione anche come la Toscana, che vive di turismo e vive di attività stagionali, soprattutto lungo le coste, ma così per tutto il territorio nazionale. E è stato messo nero su bianco la norma sulle dimissioni per assenza ingiustificata, dicendo stop ai furbetti della NASPI, quindi coloro i quali durante un rapporto di lavoro non rientrano al lavoro senza alcuna giustificazione, nessun certificato medico, il datore di lavoro fino a ieri era costretto a licenziare, quindi queste persone volutamente non rientravano al lavoro per prendere i sussidi dello Stato. Se con questa norma il lavoratore non si presenta e non si giustifica, diciamo che il rapporto si conclude dopo 15 giorni senza giustificazione, ed è una norma importante perché si stava verificando un po' quello che era successo con il reddito di cittadinanza. Quindi, avendo detto no, stop ai furbetti del reddito di cittadinanza, abbiamo detto stop ai furbetti della NASPI. Come dicevo prima, abbiamo liberato circa 180 milioni che erano fermi nel fondo bilaterale della somministrazione, la somministrazione che è un servizio di cui si avvalgono le aziende che non sono in grado di assumere tutti i lavoratori. Per loro ci sono delle agenzie per il lavoro che assumono sia a tempo determinato che a tempo indeterminato e fanno una prestazione di lavoro. C'è stato molto dibattito, nel senso che comunque le opposizioni hanno attaccato il governo di riportare il lavoro interinale. Il lavoro interinale è stato sostituito dalla somministrazione e non esiste più dal 2003. Hanno riparlato di dimissioni in bianco, dimissioni che avvenivano in passato su normativa e le aziende al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro facevano firmare le dimissioni in bianco. Neanche le dimissioni in bianco esistono più, ci sono dimissioni per assenza ingiustificata. Abbiamo i dati dell'occupazione. Ieri durante la dichiarazione di voto abbiamo ricordato un po' i dati dell'occupazione, dati da Istat, ma dati anche dalle associazioni datoriali di settore. L'Istat su agosto 2024 ha certificato un tasso di occupazione al 62,3%, un record storico, così come la diminuzione della disoccupazione, che si è attestato ad agosto al 6,2%. Si è parlato molto dei giovani, dei NEET, cioè si è registrato rispetto al 2021 un calo di NEET. I NEET sono quei ragazzi che non fanno percorsi formativi, che non lavorano, che sono un po' esclusi, diciamo, dalla società lavorativa. È calato di intorno a 1 milione di unità, ma soprattutto è scesa di 1,7 punti percentuali la disoccupazione giovanile, che si attesta al 18,3%, sempre alta,
però c'è stato un netto calo. C'è stato un aumento dei contratti a tempo indeterminato, sempre ad agosto 2024 su agosto 2023, con un aumento di 494.000 contratti a tempo indeterminato e allo stesso tempo una diminuzione dei contratti a tempo determinato. Quello di cui ci accusa di fatto l'opposizione è che noi stiamo per valorizzare la precarizzazione del lavoro. Non è così, la somministrazione non è precarizzazione, la stagionalità è un rapporto di lavoro che è un'esigenza del nostro tessuto economico produttivo. Quello che crea precarietà è il caporalato, su cui questo governo si è molto speso e si sta spendendo, non nell'ultimo dell'agricoltura che è stato licenziato al Senato qualche settimana fa ed ha anticipato anche quello che era inserito in questo collegato lavoro. C'è il tema delle cooperative fittizie, le cooperative spurie, soprattutto in ambito agricolo, c'è l'intermediazione illecita, c'è la contrattazione pirata e un tema importante è sempre quello che tiene banco ormai da mesi, forse da un paio d'anni, è il tema del salario minimo, che le opposizioni hanno provato ad inserire attraverso emendamenti e ordini del giorno nel collegato lavoro, ma facendosi forza di una direttiva europea che di fatto dice tutt'altro, una direttiva europea che spiega come l'Italia, avendo una contrattazione collettiva importante che abbraccia oltre il 93% dei lavoratori, non ha bisogno di un salario minimo per legge, ma ha bisogno di un miglioramento, un rafforzamento della contrattazione collettiva, andando a contrastare quella contrattazione pirata che non è a norma di legge, che sfrutta i lavoratori, che non dà diritti, non dà tutele ai lavoratori, ed è quello che questo governo sta facendo. Poi noi siamo ben consapevoli che i problemi che attanagliano il mercato del lavoro sono tanti, ma da inizio legislatura ci sono stati una serie di interventi atti a migliorare il tasso di occupazione, l'abbiamo visto anche dai dati, l'abbiamo fatto con degli sgravi contributivi in legge di bilancio che vanno a toccare le categorie più fragili, quale l'universo femminile e il mondo dei giovani, tant'è che la disoccupazione anche per queste due categorie di persone, la disoccupazione è diminuita, anche con le fasce più fragili, con le categorie che hanno più difficoltà a entrare nel mondo del lavoro. Dall'inizio della legislatura abbiamo, come ho detto prima, detto stop ai furbetti del reddito di cittadinanza, e non sono solamente quelli che truffano, ma sono anche quelle persone che, potendo lavorare, preferiscono prendere un sussidio di Stato. E questa è la differenza di fatto tra il governo attuale, la maggioranza attuale e le opposizioni targate PD e 5 Stelle. Loro vogliono una popolazione che sia succube di uno Stato, succube nel senso che comunque sia dipendente economicamente dallo Stato attraverso una forma di sussidi. Noi che amiamo il nostro paese vogliamo ripartire al fianco degli imprenditori e delle aziende che abbiamo visto come si sono riorganizzate, come si sono inventate durante il periodo del Covid, quando tutto era un periodo nero a livello mondiale. Ecco, noi vogliamo creare occupazione, vogliamo che le persone si creino la propria indipendenza, che non siano dipendenti da uno Stato, ma che possano riprendersi quella dignità che hanno perso e quella che il PD e 5 Stelle vogliono togliergli per una questione elettorale. Ecco, onorevole Nisini, tra le varie cose mi cadeva l'occhio su uno dei provvedimenti del disegno di legge lavoro che consente allo stesso lavoratore di avere un contratto in parte da dipendente e in parte da autonomo a partita IVA. Ci vuole dire due cose in più su questo punto? In pratica, se non ho capito male, si potrà assumere una persona con un contratto duplice. Esatto, è un contratto misto, un contratto con una parte fissa, lo semplifico, e una parte variabile. Ma questi lo spiegavo anche in discussione generale. Cioè, il mercato del lavoro, noi ci siamo resi conto durante il Covid di quanto andasse veloce. L'abbiamo visto anche con il mismatch che si crea tra domanda e offerta di lavoro, e quanto manchino le figure professionali anche di bassa professionalità. Questo perché? Perché tutti vorremmo il modello spagnolo, solo contratto a tempo indeterminato. Ma il nostro sistema lo reggerebbe, le nostre aziende reggerebbero quel sistema? No. Noi abbiamo bisogno di un mercato, perché è questo che il mercato del lavoro ci richiede, di flessibilità. E quindi è stata inserita questa nuova forma di contratto che dà la possibilità
per le esigenze di un'azienda specifica. Tante aziende non avranno la possibilità o non avranno l'utilità di accendere questi contratti. Noi abbiamo creato una nuova forma di contratto di lavoro proprio in vista delle esigenze del mercato per creare occupazione. Ma ne faccio un esempio. Come ho detto prima, la somministrazione che viene vista come precarizzazione, da uno studio che è pubblico, il 50% del lavoro somministrato a tempo indeterminato viene poi stabilizzato entro un anno, entro un anno, e prevalentemente dalle aziende utilizzatrici. Questo perché la novella che l'imprenditore sfrutta, che paga poco, c'è una categoria di imprenditori che è così, ma ci sono degli imprenditori che, una volta acquisite le competenze, accertate le competenze del lavoratore, lo assumono a tempo indeterminato, e questi contratti molto spesso sono il trampolino di lancio per poi arrivare a un contratto diverso, più stabile, che vada incontro alle esigenze del lavoratore, ma probabilmente anche l'esigenza del lavoratore che non ha avere una quota fissa e una parte di contratto a partita IVA, anche perché si parla del tema conciliazione vita privata lavoro. Bene, allora io ringrazio Tiziana Nisini per questa illustrazione sintetica di un provvedimento credo importante. Chiudo con una domanda che mi viene spontanea a questo punto, no? Lei diceva prima i modelli troppo rigidi come quello spagnolo tutto sommato vanno un po' contro alla flessibilità necessaria in tema di lavoro, che è un concetto anche positivo, non necessariamente limitativo delle facoltà del lavoratore e dei suoi diritti, no? Però di fondo uno dice ma tutto sarebbe molto più semplice, verrebbe da dire, se il lavoro... Intanto questo governo ha ridotto, come tutti sanno, e se ne stanno accorgendo più o meno in misura variabile anche i lavoratori, il cuneo fiscale, no? Cioè il peso del fisco, quindi più soldi in tasca a chi lavora. Questo è il principio. Ma seguendo questo principio fino in fondo e per renderlo ancora più tangibile, sarebbe proprio necessario, non crede, onorevole Nisini, di tagliare drasticamente il livello di imposizione, di tasse, eccetera, in modo che un lavoratore percepisca in maniera veramente sensibile l'aumento dei soldi che gli rimangono in tasca. Così che, diciamo, un governo si garantirebbe di permanere, credo, a vita nelle preferenze degli italiani, dei cittadini e dei lavoratori, ma anche dei produttori, perché se tu sgravi produttori e lavoratori hai trovato l'uovo di Colombo, no? Che ne pensino in Europa o altrove. Mi rendo conto che messa così è una stupidaggine che tutti potrebbero dire hai scoperto l'acqua calda e anche quella fredda e quella fresca. Diciamo che sarebbe il sogno di tutti, maggioranza. No, dico, ma politicamente secondo lei sta roba si può fare o dobbiamo sempre dire ma che c'è il vincolo, che c'è il debito, che c'è questo, che c'è quell'altro, quindi il meglio non è mai raggiungibile, accontentiamoci di qualcosa. No, allora, diciamo che sarebbe la volontà di tutti, però nel bene o nel male comunque ci sono dei vincoli a cui dobbiamo spostare perché c'è un debito e non possiamo andare oltre. Però rispetto a 2 leggi di bilancio fa, quindi dal primo anno di insediamento di questo governo, di questa maggioranza, abbiamo inserito nella prima legge di bilancio un taglio del cuneo fiscale importante che arriva fino al 7% per i redditi più bassi. L'abbiamo riproposto nella legge di bilancio che si sta chiudendo e lo riproporremo in quella nuova. Ovviamente l'obiettivo è quello di creare delle misure strutturali senza doverle rinnovare di anno in anno, però è anche vero che siamo arrivati in un momento molto particolare con 2 anni di Covid dove sono state fatte molteplici variazioni di bilancio proprio per andare a supportare le aziende ed evitare licenziamenti di massa. Siamo andati a dare supporto non solo con la cassa integrazione ma anche con dei bonus aggiuntivi alle aziende che più erano in difficoltà, così alle famiglie. Quello che deve fare uno Stato, secondo me quello su cui stiamo lavorando ma che lo stiamo facendo gradualmente, è quello di ridurre i bonus. Andare a ridurre tutti quei bonus a pioggia che vengono dati anche per giuste cose, giuste cause, ma che però drenano tante risorse. Un sistema che funziona e a cui vorremmo arrivare, ma ci vuole un po' di tempo perché le criticità sono tante, quello di ridurre al minimo i bonus e andare a utilizzare quelle risorse per creare quelle misure strutturali che effettivamente vanno ad aumentare in maniera continua lo stipendio reale nelle tasche degli italiani, dei lavoratori italiani, ma che vanno anche a supportare
le aziende, perché sono le aziende che creano occupazione e lo Stato può solamente aiutare e supportare le aziende sgravandole anche di pressione fiscale, di costi e di burocrazia, che la burocrazia inceppa gli ingranaggi ma crea dei costi aggiuntivi. Però no, il Bene. nostro obiettivo è quello, non basterà una legislatura, ecco, perché voglio dire è un impegno importante, però l'obiettivo per noi è quello. Grazie allora Tiziana Grazie a Nisini, voi. buon lavoro onorevole. Grazie, buona giornata, grazie ancora. Qui Parlamento. Torniamo a George Gershwin e attendiamo così di... No, non attendiamo niente perché sono già le 9, ma insomma ci gustiamo ancora qualche minutino, dai. Che Louis Armstrong e Ella Fitzgerald non sono una brutta compagnia insieme a George Gershwin, che ne dite? Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Questa era l'ouverture di Porgy and Bess di George Gershwin. A un certo punto entrano in scena anche Louis Armstrong e Ella Fitzgerald. Suspense, non sono ancora arrivati. E intanto però apriamo le linee telefoniche sulle notizie del giorno, più o meno, insomma, quella roba lì che abbiamo letto fino adesso. Dite la vostra, non dite la vostra, state zitti. Potete anche telefonare e stare zitti, che è una innovativa modalità di partecipazione alla radio. 02 92 94 7222, fate lo sciopero della telefonata, che è una roba fantastica, è un po' surrealista ma insomma è interessante, no? Uno telefona e dice no, non c'ho niente da dire, sto zitto per 1 minuto, 20 secondi, 30 secondi, è bello, non è male. Comunque c'è anche il WhatsApp che è 340 6709 659. Dite la vostra, che ho detto la mia, larga è la foglia, stretta è la via. 02 92 94 7222 e tutti i personaggi citati da Antonino Danna possono intervenire in questo momento. Gianni da Genova, poi chi è che avevamo che recitava meravigliosamente tu, Francesco da Arona,
poi Federica e tutti quanti. 02 92 94 7222, c'è una meravigliosa telefonata muta, perché questa ascoltatrice o ascoltatore, lo so già, interverrà in silenzio, quindi appropinquiamoci giusto? Esatto, giusto? Bello, questa è bella, il rumore. Sì, sono Walter, pronto. Carissimo Walter, hai visto? Esatto. Allora, volevo, le notizie sono sempre le solite, ci hanno rotto ci siamo rotti i coglioni. Vi faccio sentire il rumore della pioggia, sono sotto l'acqua con l'ombrello. Ottimo Walter. 5 secondi, ascolta. Vai. Se sei una got, non si sente niente, ma... Ok. Che figura di merda. È il regista che si sta divertendo. Grazie Walter. 02 92 94 7222. E intanto abbiamo anche i messaggi. Quando intervisti Bagnai sulla commissione Covid? La Madonna, appena iniziato a lavorare la commissione Covid, ce n'è di tempo. Stai all'ascolto, caro amico, cara amica, lo dico con tutto l'affetto, l'amore, il desiderio, la passione, il trasporto che mi è possibile. Da Ravizza, testo muto, questo è un bellissimo messaggio WhatsApp al 340 6709 659. Testo muto, che anche... Come si dice, com'è che era quella figura retorica che mette insieme sensi diversi? Non era l'ossimoro, è un ossimoro, diciamo, per certi versi, però è un'altra roba. Qual era quella figura retorica? Aiutatemi, amiche e amici colti all'ascolto. Figura retorica che consiste nell'utilizzare un'immagine che mette insieme sensi diversi, no? Testo, cioè scrivere, muto, cioè udito, parlare. È una figura retorica bellissima di cui adesso mi sfugge il nome, ma voi lo sapete di sicuro. Ma l'onorevole usufruisce degli nuovi chef esecutivi. Ostrega, mi sono dimenticato di chiederlo all'onorevole Nisini. I nuovi executive chef che sono alla buvette, cioè praticamente addetti a rifocillare i deputati. È almeno migliorato il cibo che le danno? Chiede Luca da Brescia. Torniamo alle 8.02 con la nostra amica Edda che scrive: bravo Orban, è ora che qualcuno fischi nelle orecchie degli stupidi politici europei. La sinistra che canta bella ciao stomaca perfino i comunisti. Poveretti, che pena. Dopodiché abbiamo Mauro che ci aveva mandato un messaggio audio alle 7.38. Cosa dite? Ce lo ascoltiamo a nostro rischio e pericolo? Sentiamolo un po'. Sono direttore, faccio un audio e poi mi taccio. Allora, avvenire la dimostrazione plastica. No, aspetti un attimo. Sono direttore, faccio un audio e poi mi taccio. Sì, ok. Allora, avvenire la dimostrazione plastica di come si fingono e si stravolgono e si danno delle fake news. Perché se uno vedeva cosa è successo ieri al Parlamento europeo, non è Orban che critica. Orban ha detto delle cose di buonissimo senso, mentre i partiti che appartengono alla Ursula von der Leyen hanno dimostrato un'altra volta che questa non è più una democrazia, ma è un'oligarchia in mano a certi poteri che danno i pizzini a quella gente lì per fare quello che gli interessa a loro. Che in Ucraina si abbia avuto una sconfitta cocente, è chiaro, limpido, requaro a tutti. La NATO, l'Occidente, gli americani hanno dimostrato di essere degli incapaci, oppure capaci solo a fare il male a danno dei popoli, basta vedere il Medio Oriente. E Avvenire ha dimostrato una volta di più di essere una merda di giornale. Beh, adesso non esageriamo, io mi dissocio perché naturalmente qua se no ci vuole l'avvocato penalista e tutto il resto. Sono opinioni, le opinioni si possono esprimere anche in maniera colorita ma con rispetto, diciamo. Quindi, caro amico, noi non censuriamo nessuno, però le offese è meglio di no. Offese, insulti, eccetera, eccetera, lasciamoli stare. Puoi dire non sono d'accordo, l'hai detto in maniera anche molto argomentata, molto chiara, non è necessario dare epiteti. Diciamo che abbiamo 3 telefonate allo 02 92 94 7222. Oggi inauguriamo la stagione della telefonata muta, della quale sentiremo la mancanza poi in futuro, ve lo raccomando, ve lo garantisco. Pronto? La sua rassegna stampa è sempre... È una merda, diciamolo chiaro. No, Giulio, no. sei sempre molto, molto sarcastico, ma comunque ficcante.
Ecco, questi vabbè. due aggettivi qua. Bene. Sono Francesco di Arona, il grigliatore. Mitico, il grigliatore, grandioso. Sì, è stato un aneddoto forse per Ferragosto, che gli avevo mandato Antonino. No, beh, ma ha fatto un bellissimo articolo Antonino. No, veramente bello. Infatti ho già provveduto a mandargli un messaggio privatamente per ringraziarlo di avermi menzionato, ma comunque ha fatto veramente il focus su quello che è l'anima di questa radio qua. Esatto. Veramente. Sì, perché come è stata appuntita una grande famiglia, però questa qui è una grande famiglia di ascoltatori che da anni che, insomma, nei vari passaggi dei nomi della radio, comunque se vi ascoltano ancora dopo 20 anni ci sarà anche motivo, no? Quindi intanto Francesco, la griglia te l'è smorzata però nel frattempo, giusto? sì, ormai qua piove. No, traduciamo per i non lombardi, la griglia l'hai spenta, l'hai spenta ormai. Sì. Beh, tecnicamente io sono piemontese e non dovrei avere quell'accento lì, ma siccome noi siamo il confine, noi siamo più lombardi che piemontesi, è vero, hai ragione. è il mio dialetto. Perché è il mio dialetto, a Rona le miga troppo differenti dal lombardo, no? No, le minga proprio differenti, cambiano alcune parole come è messo giù il dialetto, ma comunque è sempre quello lì, lei è sempre la stessa roba. Certamente non è il torinese, questo è ovvio. No, noi proprio, se uno parla in torinese con me io non capisco praticamente quasi niente. Se sei un mes lombardo, Francesco, facciamo la corte, se sei un mes lombardo, quindi ti smurza la griglia e fiora di bal. Andiamo. Sì, è fiora di bal. Buon tassalidi. Ciao Giulio, ciao. Grande Francesco. Allora, abbiamo un sacco di messaggi qua, peraltramente anche delle telefonate, quindi andiamo a sentirli allo 02 92 94 7222. Pronto Giulio, Mauro da Reggio. Caro Mauro, anche tu sei uno di quelli... Con la voce in fondo alla caverna. Io vorrei sapere... che sei stato citato anche tu dal nostro Antonino nell'articolo su Italia Oggi. Te che sei anche ci sei anche tu. Mauro da Reggio. Ascolta, sono 18 mesi che la produzione industriale sta calando. No, non me lo dire, Mauro, non me lo dire, mi rattristi. Beh, ti rattristo ancora. Cosa vogliamo fare? Un PIL del terzo settore, il turismo? Andiamo a fare in culo. Nel 2008... Andiamo dove, scusa? Non ho capito bene. Andiamo? A fare in culo. Ecco, nel adesso 2008 ho capito bene. Facevamo 2.300 miliardi. Nel 2019, prima del Covid, eravamo neanche 2.000. Hanno detto abbiamo perso 10 punti percentuali. Fanculo, abbiamo perso 20 punti percentuali e il 25% della produzione industriale. Da allora si è delocalizzato anche le mutande di mia nonna, per cui non c'è rimasto più niente. Mettete il cuore in pace. Bene. I soldi Mauro, miga. io colgo il tuo invito, andate a fare in culo, e lo faccio mio, diciamo, ci vado io per primo, peraltro. Intanto 02 92 94 7222, ci sono altre telefonate in attesa, una è caduta, ma ce ne sono 18.000 che attendono di essere passate in onda. Volete che si telefoni, poi fate aspettare 5 minuti, dai. No, ma tanto non paghi niente, sei flat, si chiama sì, lo così. so, ma io ho i miei tempi, scusi, lei. No, ha ragione perfettamente. Lei cos'è che deve fare dopo la telefonata? Cosa devo fare? Stirare? Stirare? Beh, stirare... in casa ce n'è da fare, ce n'è da stirare, da preparare, da mangiare, guardi, bagnare le piante... No, bello, ha ragione, ha perfettamente ragione, quindi le chiedo scusa per l'attesa. Allora, adesso arriviamo o no? Sì, no, lei è già in onda, stavamo già parlando in diretta, signora, buongiorno. Buongiorno, dunque, Kainark mi piace moltissimo. Chi è? Sarei io. Io sono una vecchissima, oltre che d'età, Luisa di Varese, sono vecchissima, oltre che d'età, anche da prima del 92 che io... seguivo Radio Varese, Bestia, che ragazzi. poi è diventata Radio Padania. La Giuliana Bortolozzo. Allora, volevo chiedere una cosa. Questa radio mi piace, però se levate quella canzone del gatto mi fate un enorme piacere. Ma sa perché? Perché sia io che le mie amiche, quando c'è quella canzone, spegniamo la radio. No, addirittura. Sì, no, guarda, non la sopporto più. Io direi a un certo punto andava così bene Va Pensiero, che piace a tutti, perché non lo rimettete? A posto, io sono d'accordo, rimettiamo il Va Pensiero, punto.
Ci sono tante, ma tante belle cose da mettere e non quel miau lì. No, Mi ha la stupito. Garrison, Sciura, la Garrison. Io sono amante dei gatti, perché ne ho avuti anche 15 Sì, tanti anni fa. però sì, ha ragione. Però miau tutte le mattine, dai, qualcosa. Adesso stamattina ha fatto delle musiche di Gershwin che mi hanno guardi Signora, che io mea ho culpa. 89 anni compiuti. No, No. ma lei è giovanissima di spirito, si capisce benissimo quando parla. Quindi Lo diciamo, so, me lo dicono anche tutto, sia anche di fisico che anche di spirito. Comunque io dico questo. Esatto. no, c'ha ragione, Grazie. è un'idea da pirla, quindi secondo me No, la pirla non è perché ognuno ha le sue idee. no, Però è adesso sbagliato, però basta. bisogna ammettere che quando uno sbaglia, cioè quella roba lì dei gatti ha rotto i coglioni. Scusi la parolaccia, signora, mi perdoni. Buona giornata e buono Buongiorno tutto. signora, grazie, ha ragione. Esatto, come diceva il nostro amico Francesco Salvi, esatto, grazie. No, comunque sui gatti siamo d'accordo, io metterei il va pensiero, che tanto, insomma, è una roba di Radio Padania, però non vuol dire niente perché fa parte del patrimonio musicale dell'umanità. Esatto! Appunto, lo dice anche Francesco Salvi, quindi direi che mi patrocinerò questo ritorno con tutte le mie forze. Intanto c'è un'altra telefonata, 02 92 94 7222, e poi diamo un'occhiata anche ai WhatsApp. Pronto? Pronto? WhatsApp, buongiorno. Buongiorno Cainarca, simpatica la vecchina di prima, di una simpatia contagiosa. Unica, veramente. sì, un sorriso, una risata meravigliosa. Tra l'altro. No, ma dovremmo sentirla più spesso la mattina, perché rallega veramente. Magari io già sono rincoglionito a 66 anni, 89, invece lei è così sveglia, arzilla. Esatto. Come fa, non lo so come fa. Forse l'alimentazione, l'aria buona che c'è lì tra le Alpi Varesine. Bisogna mangiare tanta minestra. No, io quello che volevo dire, la figura di merda, quello si può dire, che hanno fatto i nostri italiani lì ieri al Parlamento. Ma possibile, caro Cainarca, che noi ci dobbiamo fare sempre riconoscere per quel popolo di Pulcinella di Cialtroni? All'estero ci dobbiamo sempre riconoscere. Questa è bella. Guardi, è una vita che io sento dire all'estero ci facciamo sempre riconoscere, e purtroppo è vero. Ieri la Mezzola non sapeva dire che dire, quell'altro ha detto ma che siamo al Cabaret, a Signa, Marcosa, per contestare un capo di Stato straniero eletto democraticamente, il terribile Orban. Faccio gentilmente notare che la dittatura c'era ai tempi dei comunisti, con Orban si vota regolarmente, ci sono manifestazioni di piazza, si può leggere tutti i giornali che si tromba, che è una meraviglia la sera. C'è una bella gioventù, non c'è una cappa pluma, c'è una bella gioventù, belle ragazzotte. Ci si diverte, ha ragione, ci si a diverte. Budapest c'è tornato un amico mio 2 anni fa, ha detto guarda, prima delle 4 del mattino non si va a letto. Bellissimo, meraviglioso. Grazie del suo intervento, dobbiamo essere veloci perché c'è un'altra telefonata, ma poi devo leggere anche 844 messaggi in fila per 3 col resto di 2 che sono arrivati via WhatsApp. Pronto? Pronto, ciao Giulio, sono Marco, provincia di Torino. Buongiorno Marco. Buongiorno, possiamo anche darci del voi, certamente, anche ciao, del voi. È una vita che non telefono, ma vi ascolto sempre con magno gaudio. Permettetemi un'esternazione surreale, visto che oggi è la giornata delle cose un po' particolari, telefonate in mute e compagnia cantante, un'esternazione surreale e un domando dubbio medico. La prima, allora, il professor Salvini, se anziché difendere i confini dell'Italia avesse difeso i confini della Padania, nulla gli sarebbe successo. Sarebbe rimasto libero cittadino, non l'avrebbero bombardato, non l'avrebbero minacciato, avrebbe fatto la sua vita normale, felice e libera. I confini della Padania. Secondo, io vorrei capire una volta per tutte da che parte sta la Lega. Cioè, sento giustamente con sovranisti, io sono la vostra parte, la parte giusta.
però sostiene l'Ucraina e dà un contentino qui, un colpo al cerchio, un colpo alla botte. Lo stesso Savoini un tempo fa, quando lo sentivo parlare, diceva delle cose sacrosante sulla Russia, su tutto, ma Salvini è un po' più strano nella Lega, dice solo queste cose quando in pubblico, poi in privato si comporta diversamente. Fammi capire. No, beh, questo sul secondo aspetto, questo non è il foro competente. Sul primo non ho ben capito il discorso dei confini della Padania rispetto a quelli dell'Italia. Però, allora, chiedo a Davide, ottimamente in regia, se c'è un'altra telefonata, ma poi ci fermiamo un attimino perché dobbiamo leggere anche i messaggi e ascoltare qualche audio. Giulio, posso parlare? Eccola qua, buongiorno. Buongiorno, perché non capisco più niente. Io No, lei adesso è in diretta. Adesso lei è in diretta. Buongiorno. Sono in diretta, perfetto. L'argomento è un po' stupidino perché io sono un po' dell'antica generazione. Allora, io avevo fatto un abbonamento di quello da 96 euro penso all'anno. Però volevo sapere se è rinnovabile tacitamente volendo, oppure se devo rinnovarlo tutti gli anni, perché non l'ho più rinnovato. No, beh, È così. Allora, non lo so, adesso se rimane in attesa, la regia le dà l'indirizzo a un mail dell'amministratore, così può scrivere direttamente. No, non mi dica queste cose, no, perché sono lontana dal taccuino e la matita e mai più finito. No, lasciamo perdere. Pazienza. No, beh, automaticamente rinnovabile non credo, però lo può fare un versamento, può andare sul sito della radio. Lo rifaccio e al massimo sono 2. Può non anche è fare che un, ne ho può anche tanti, fare un proprio versamento pochi, periodico. però pazienza. No, può fare un versamento periodico quando va, senza fare l'abbonamento, che forse non c'è neanche più quello vecchio di una volta, ma attraverso il sito c'è il conto corrente e tutto, può fare il versamento quando vuole lei. Va bene, grazie Giulio, Niente, scusi l'argomento. ci mancherebbe, Grazie. anzi, ci mancherebbe, grazie a lei perché ci sostiene. Quindi abbiamo adesso un audiomessaggio, sentiamo un po'. Ma oggi Giulio hai litigato con l'orologio, scrive il nostro Walter. Sentiamo. Ciao Davide, figura di merda, non mi è proprio piaciuto. Adesso se non sei, cazzo, sono sotto un acquazzone, mi giù le gocce che sono grosse come dei tacchini. Proviamo a vedere se la sentiamo. Dai Davide, non farmi fare figura di merda l'altra volta. No. Amplifica. No, ma che amplifica, Walter? L'abbiamo sentita benissimo all'inizio. All'inizio, quando tu sei intervenuto, c'era un rumore di pioggia che era una meraviglia. Quindi Davide, diciamo, ha fatto questo montaggio qua complessivamente, perché complessivamente tutta l'umanità sta facendo una figura di merda, no? Sto allargando il raggio, capisci? Ultima domanda, quando intervisti il dottor Fraiese, Vanni, il dottor Fraiese credo che sia uno dei Giovanni Fraiese, uno di quelli che si sono pronunciati contro i vaccini e tutto il resto, non lo so, quando intervisto il dottor Fraiese, capiterà nella vita magari un audiomessaggio ancora, sentiamo. Ciao, Mario da Como, ti faccio sentire cosa ne penso del Parlamento europeo. Questa non è male. Allora, Marila da Caspoggio, NEED, che sarebbe NEET con la T, ragazzi che non studiano, non lavorano, non frequentano corsi formativi, diciamo pane al pane, senza edulcorare il termine, sono Lazzaroni, non NEET. Effettivamente, Lazzaroni, magari a volte forzati Lazzaroni. Ruggero, quali conclusioni fai sul giudizio della Corte di Brescia in merito alla condanna di Erba? Grazie, scrive Ruggero. No, di questo parleremo molto a parte e seriamente in un'altra sede, a partire da una conversazione che avremo a breve con il dottor Tarfusser, che da magistrato attento e scrupoloso ai diritti e alle libertà si è speso e è rimasto esterrefatto da quello che è successo, per cui di questa roba qui c'è poco da far battute, ma anche perché queste questioni riguardano veramente tutti, non solo Olindo Romano e Rosa Bazzi, ma tutti noi, e lo diciamo da 16-17 anni, 18 ormai, da quel lontano dicembre del 2006 e soprattutto del 2007, quando i due furono arrestati, e da lì in avanti. Comunque è una questione importante, ne parleremo dettagliatamente. Intanto, come abbiamo sempre cercato di fare, questa è la pioggia. C'è un altro ascoltatore che ci manda un audio, sentiamo. Sì.
Questa è la pioggia, effettivamente. Grazie al nostro amico ascoltatore, anzi amica ascoltatrice, Mary. Stamattina c'è in giro la ridulera, scrive Mary. Si ride, c'è niente da ridere perché la trippa per i gatti è finita. No, i gatti di Rossini sono bellissimi, non toglieteli, scrive per fortuna un altro ascoltatore, perché capite, per me alla fine io mi sono convinto, ha ragione la signora di Varese, hanno rotto le balle quei gatti lì, basta, non si può più. Hanno ragione lei e le sue amiche che quando partono i gatti alle 7:28 ragione questo qua che dice questo ascoltatore che dice non toglieteli. Hanno ragione tutti e due, questo è il dramma della vita, che molto spesso uno dice ha ragione tutti e due. E allora? Se fem, cosa facciamo? Si fulliamo? Zufolliamo? I gatti di Rossini sono bellissimi, non toglieteli. Chissà cosa succederà. Luca da Brescia spero che non smetteranno mai le telefonate, anche se mute, è dal 97 che ascolto la radio e anche le telefonate mute hanno un suo perché, come si dice in Lombardia. Hanno al plurale un suo perché al singolare, è un modo di dire tipicamente lombardo. Un abbraccio Giulio per restare in tema, in Kulipec. Credo di aver capito cosa voglia dire, ma la mia pronuncia non è perfetta. Che bella la leggerezza ogni tanto, scrive Paolo. A quando, scrive Maurizio, una giornata di dibattito sulla nostra radio? Cogliamo l'occasione dei 100 anni. Con un bel punto esclamativo. Sì, scrive un altro ascoltatore, ma Giulio, chi li paga questi ulteriori chef? Ma noi tutti idioti che avvalliamo tutti gli chef fossero solo quelli i problemi, gli chef della Camera dei Deputati. Questo filo diretto è uno spasso, dovresti farlo tutti i giorni. Scrive un altro ascoltatore, executive chef, quanti sacrifici fanno i nostri politici, scrive Giusi. E con questo credo che abbiamo, no, non abbiamo mica finito, un attimo, non hai dato la notizia che Elon Musk forse si sta comprando Comau dagli Agnelli, ma non era già uscita questa roba qua. Altro audio, lo ascoltiamo al volo. Ciao Giulio, mi trovo in fabbrica in Germania. La prima cosa che mi hanno detto oggi i tedeschi hanno detto: ma questa bella ciao la usate come il prezzemolo su tutti i piatti? A me mi fa un po' rabbia questa storia qua di sta caspita di bella ciao di merda. Ecco, non esageriamo, Salvatore, caro, è tutto bello, perfetto, condivisibile, ma poi perché diciamo, no, purtroppo però ogni tanto scappa. Vabbè, Salvatore, senti, sono d'accordo con te nella sostanza. Estremamente d'accordo con te e ti auguro buon lavoro in fabbrica in Germania. Pensate un po', in fabbrica in Germania e naturalmente con la app, presumo, sta ascoltando Radio Libertà, il nostro Salvatore, al quale mandiamo un grandissimo abbraccio e non è formale, non è formalità. Intanto abbiamo ancora un audio, lo sentiamo pure. Metti il va pensiero cantato dai gatti. Questa è la soluzione, questa come sempre l'italiano. Te voglio vedere a far cantare i gatti il va pensiero. Se ci riesci tu, Walter, io te lo mando in onda. Prova a mettere insieme in una sala di registrazione un po' di gatti e vediamo se riesci a farli cantare il va pensiero. Non credo che neanche il pifferaio di Hamelin, che peraltro incantava i topi, possa riuscire in un'impresa del genere. Aspetto una risposta, scrive intima, anzi Pina da Monza Brianza. Ci si lamenta che lo Stato ha bisogno di soldi, ma io vorrei chiedere chi ha stabilito che i politici abbiano uno stipendio così alto. Una persona normale prende massimo 1.500 euro, loro 18-20.000 i benefici a spese di noi tutti. Buona giornata, aspetto una risposta. La risposta è, diciamo così, quella roba in lingua che ho letto prima, Kuleftuc, come scrive Luca da Brescia, e scusate per il mio bresciano che non è perfetto, però in Kuleftuc credo che sia la risposta migliore, anche per quanto populista. Va pensiero è bello, ma anche i gatti di Rossini danno la carica a un mattino moscio. Teniamoli un altro annetto, è arrivato il suggerimento democristiano della nostra ascoltatrice. No, democristiano scherzo, c'hai ragione, hai quadrato il cerchio. Allora, fanno schifo, no, sono bellissimi, teniamoli un altro annetto perché non sono male. Il va pensiero è bello, i gatti sono belli tutti e due, teniamoli un altro annetto. E poi soprattutto questi ci ricordano tutte le mattine che non c'è più trippa per gatti. Certo, uno dice lo so da solo, è inutile che me lo ricordino, però te lo ricordano con un certo garbo. E poi insomma Rossini non è l'ultimo dei pirla che sono comparsi nella storia musicale. Esatto,
appunto, è attribuita a Rossini, però insomma teniamoci per buona l'attribuzione. Rossini, i gatti, non è male, Rossini, Verdi, siamo sempre dalle parti dei grandi. In ogni caso, ognuno bello, ognuno sta solo sul cuore della terra, trafitto da un raggio di sole. Ed è subito sera, scrive il nostro ascoltatore, citando l'immortale poesia di Salvatore Quasimodo, che abbiamo imparato a memoria alle elementari. Un giorno, sia non andrò sempre fuggendo di gente in gente, me vedrai seduto sulla tua pietra, o fratel mio, il fior dei tuoi gentili anni gemendo. Chi era? Ve lo ricordate? Alle medie ce l'ha fatta imparare a memoria, insieme ad altre cose. Alle fronde dei sali c'è tutto il resto. Insomma, è una roba poesia. Ognuno sta solo sul cuore della terra, trafitto da un raggio di sole. Ed è subito sera, scrive un nostro ascoltatore, ascoltatrice. Raccogliamo le firme con lo SPID e facciamo un referendum per sti gatti, propone un altro ascoltatore. Per alzata di coda di gatto voteremo se Rossini o Verdi, scrive Angelo da Venezia. Ma siete meravigliosi, amiche mie e amici miei. Grazie a tutti, sono le 9:30 e purtroppamente la chiudiamo qui questa mattinata brillante, nonostante la pioggia schifosa che continua. Pioggia che non è schifosa perché nutre la terra, la fa germogliare e produrrà frutti di straordinaria bontà per l'essere umano. Caro Giulio, la sua rassegna stampa di oggi è stata veramente